buonasera innanzitutto. Buonasera. Senta, lei stamattina ha parlato del contesto della deliberazione e delle motivazioni dell'omicidio Lima. Ora io le faccio questa domanda: lei sa dire se subito dopo l'esecuzione di questo omicidio, i vertici di Cosa Nostra ebbero nell'immediato contatti con soggetti estranei all'organizzazione, in particolare con soggetti politici? Cioè, se avessero avuto contatti con soggetti politici dopo l'omicidio Lima? Che io sappia, no. Sa se la strategia che era sottesa a quella eliminazione ebbe delle conseguenze subito dopo l'esecuzione dell'omicidio a livello di vertici di Cosa Nostra, di pianificazione ulteriore della strategia e di ulteriori discorsi legati a quella strategia? Penso di averlo detto. Sì, per la verità su questo ho già risposto con la vicenda legata alla strage di Capaci e alla presidenza, all'elezione del Presidente della Repubblica. Ci fu nelle giornate successive all'omicidio Lima qualche voce o qualche soggetto, per quello che lei ovviamente conosce, relativo alla volontà da parte di alcuni politici di ereditare il bagaglio elettorale dell'onorevole Lima? Vediamo di essere un poco più diretti. Le faccio una contestazione. No, contestazione, se ancora non abbiamo fatto la domanda. No, sulla base dico, di questa risposta. Lui ha appena precedente. risposto, ha detto che non ci sono stati dei contatti con soggetti politici, allora, rispetto ovviamente all'ultimo allora, discorso. Il verbale del 21 maggio 2009, processo Tribunale di Palermo, Mori Mario +1, pagina 130 per le difese. La risposta di Brusca è: tra l'omicidio Lima e l'omicidio del dottore Giovanni Falcone già c'erano stati dei contatti, ma a livello politico, nel senso che si erano fatti presenti alcuni politici locali o emissari. Mi fermo in questo momento qui. Allora, chiarissimo. Allora, nel portare avanti quella strategia stragista, uccidendo l'onorevole Lima, automaticamente, che quella è un po' la genesi di Cosa Nostra, si toglieva uno e si aspettava che venisse qualche altro, c'è qualcuno che poteva avere qualche amico, qualche politico vicino, venire ma che ci sono a disposizione. Questo era un po' il meccanismo. E io, in base a questi ragionamenti fatti contro Torrina precedentemente, a un certo punto, dopo la strage, dopo l'omicidio, dopo la strage di Capaci, veramente le ho chiesto pure prima, però più profondamente dopo la strage di Capaci, dico, c'è venuto qualcuno, si è sentito qualcuno, c'è novità, ma con riferimento, diciamo, a questo tipo di meccanismo, cioè una volta ucciso Lima vediamo che si fa sotto per vedere qualche cosa. Dice, e lui mi risponde con fare disinteressato, dice sì, mi hanno portato il mio paesano che sarebbe Vito Ciancimino a Bossi, la Lega di Bossi, e non avevo fatto il nome di Dell'Utri, che poi ho fatto ultimamente, che non l'avevo fatto in precedenza. In quella stessa occasione, stiamo parlando dopo la strage di Capaci e prima di quella di Via D'Amelio. Perfettamente. Di Via D'Amelio le fa nello stesso contesto questi tre nomi. Subito dopo la strage di Capaci, quindi Ciancimino, Bossi. Vediamo se posso collocare. Allora, dopo la strage di Capaci mi vedo con Torrina e facciamo il sunto dell'azione effetto il politico. Poi mi ci rivedo che facciamo, porta a Pietro Rampulla che dobbiamo fare altrimenti il brindisi per celebrare le volve del fatto. Poi mi ci rivedo, mi ci vedo a quattro occhi e lui da solo, che in quell'occasione siamo io e il biondino, quel gruppo ristretto di quella commissione più Pietro Rampulla, che doveva partecipare anche lui al fatto esecutivo. Dopo mi ci rivedo a quattro occhi e dico c'è novità, e lui mi dice sì, ci mi hanno portato a fare disinteressatamente sia con il tono della voce ma anche con le mani, per dire sì, mi hanno portato questi, ma non mi interessa, i nomi che ho menzionato poco fa.
Ciancimino, Bossi e Dell'Utri, sì. Sono questi i nomi. Sì. Sulla collocazione temporale in particolare, lei conferma quindi dopo la strage di Capaci, perché la domanda iniziale era prima della strage di Capaci, cioè immediatamente dopo l'esecuzione dell'omicidio Lima. Sì, io guardi, potrei dire 100%, ogni tanto lascio sempre qualche spray, che sono passati tanti anni, ma il 99% è dopo la strage di Capaci. Perché a casa di Guddo. Nella risposta che le avevo contestato prima, lei dà un'altra indicazione temporale, cioè introduce questo primo contatto relativo a quello che ha descritto Ciancimino, Lega e altro, ad un periodo temporale diverso, tra l'omicidio Lima, come ho detto prima, e l'omicidio del dottore Giovanni Falcone, quindi sembrerebbe tra il marzo 92 e il maggio 92 questo primo contatto. Allora io vorrei da lei una indicazione il più possibile, nei limiti ovviamente del ricordo, precisa su questo primo se lei riesce contatto. a collocarlo con riferimento per esempio a questo brindisi di cui ha parlato, quanto tempo era passato dalla strage di Capaci, vediamo un po' di... Allora, signor Presidente, io un poco fa ho detto, dopo l'omicidio Lima, qualche accenno che se era venuto qualcuno l'aveva avuto in maniera così molto generico. Dopo la strage di Capaci l'ho rifatto in maniera più approfondita e mi ha dato questa risposta. Mi hanno portato questi, il mio paesano Ciancimino, non mi ha detto, l'ho capito, la Lega di Bossi e di Dell'Utri, ma con fare il disinteressato. Quindi il canale di questo contatto era Vito Ciancimino, secondo quello che le fu detto da Rina? No, non me l'ha detto chi mi dice mi hanno portato, non mi ha detto me l'ha portato Tizio KS, no, posso immaginare, ma credo che non interessa. Noi che me l'ha portato Vito Ciancimino, si sono fatti sotto, si sono fatti presenti, il senso era il posto di Lima, il nostro referente, ci sono questi soggetti che possono adempiere a quello che erano le nostre esigenze. Mi hanno portato la Lega di Bossi, il mio paesano Vito Ciancimino e il Marcello Dell'Utri, però tra il gesto e il tono della voce era come dire non mi interessa. Glielo disse espressamente Rina che non aveva interesse in quel momento a questo tipo di contatti, a questo tipo di iniziative, o è una sua deduzione sulla base del tono della voce? L'ho appena detto. La mia interpretazione era il gesto della mano e il tono. Senta, ma ha menzionato la Lega. Lei, sulla base delle sue conoscenze all'interno dell'organizzazione, sa se in questo stesso momento storico di cui stiamo parlando ci fossero esponenti di Cosa Nostra personalmente interessati alla creazione o comunque al sostegno, diciamo genericamente, di movimenti autonomisti, Leghe del Sud o comunque movimenti di questo tipo? L'unica che io so è Sicilia Libera, di altro non lo so. E che cosa sa lei di Sicilia Libera? Che a un dato punto Leoluca Bagarella mi dice che assieme a Tullio Cannella stanno portando avanti questo soggetto politico. Quando lei dice a un noto punto sarebbe il caso punto che siamo qui. Rina è stato già arrestato. Quindi già siamo nel 93. Sì, il club al San Paolo di Gianni Enna è già formato, quindi siamo a quel periodo. Senta, lei ha parlato prima, ha menzionato una riunione a casa di Guddo. Sì. Ricorda, prima di fare altre domande sulla collocazione temporale precisa, ma ricorda chi partecipò a questa riunione a casa di Guddo? L'ho detto poco fa, le riunioni di commissione o quella che è ristretta? Si riferiva a quella di cui parlava lei prima, quella ristretta. Brindisi o qualcosa del genere. No, la riunione a cui ha fatto riferimento, quella successiva, ha detto prima, alla strage di Capaci. Dopo la strage di Capaci. E io, Salvatore Rina, Biondino, Raffaele Gancemi e questa volta c'era Pietro Rampulla. L'ha detto prima. Ma era una riunione formale della commissione o era informale, un incontro informale? Per quello che è stata la mia interpretazione allora era la buona riuscita dell'attentato.
Poi si parlò di qualche cosa generica, ma non si parlò di approfondimento, anche perché c'era Pietro Rampulla che non conosceva tutto. In sostanza questa era l'occasione del brindisi di cui lei ha parlato prima. È più, signor Presidente, e le solite esternazioni, li abbiamo fatto vedere, però sempre i soliti monologhi. E un'oretta tutta è stata questa riunione. E Riina in quell'occasione come commentò, se commentò, la buona riuscita di Capaci? Era soddisfatto che aveva raggiunto l'obiettivo, che aveva ucciso un suo nemico, che ci aveva fatto soffrire una vita, avevamo tentative, faceva un po', aveva riassunto 10 anni, 15 anni di attività giudiziaria del dottor Falcone. E sempre in relazione a questa riunione... Presidente, chiedo scusa dal sito di Parma, sì. Chiedo scusa per l'interruzione, l'imputato Cinando Nino intende rinunciare al proseguo dell'udienza. Va bene. E si chiede anche lo scollegamento. Sì, è autorizzata l'interruzione del collegamento e diamo atto quindi che Cinà si allontana, rinuncia alla presenza e si allontana. Sempre in relazione a questa riunione di cui stiamo parlando, oltre a commentare il buon esito, Riina fece il punto della situazione, cercò di fissare le basi della strategia. Per quanto riguarda la difesa di Cinano, che è qui presente, quindi non abbiamo problemi per il collegamento. Mi era venuto il dubbio tra tutti questi collegamenti, va bene, allora possiamo procedere. Pubblico ministero. Dico, fece il punto della situazione e impostò le basi delle cose da fare dopo l'esecuzione di Capaci, o rassegnò a lei o alle altre persone presenti le conseguenze che c'erano state rispetto alla strage di Capaci? Adesso non capisco la domanda. Ho detto che abbiamo fatto il buon esito, abbiamo blindato, abbiamo fatto le valutazioni. Il Ministero le chiede in quella stessa sede, in quell'occasione già Riina disse adesso tocca, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare altro. No, l'avevamo detto prima, quindi non c'era bisogno più di tornare, anche perché c'era un soggetto nuovo che non faceva parte, Pietro Rampulla, che aveva solo partecipato, era finito il suo compito. Le fece altri riferimenti a soggetti estranei all'organizzazione che lo avessero eventualmente contattato dopo Capaci? Allora, vediamo se ho capito bene. Allora, dopo Capaci io mi ci rivedo, non so per quale motivo, comunque sempre fatti cosa nostra, ritornando sull'appunto se si sono fatti sotto. Questo è, se è venuto qualcuno, e lui mi risponde, si sono fatti sotto, stavolta con un tono contento, di soddisfazione, e già era arrivato a punto, ci gli ho fatto un papello così di richiesta, che io non ho visto e non ho letto e non ho partecipato alla stesura, però sapevo quali erano i punti principali che ne avevamo discusso sempre nel tempo. In quel momento storico, che mi ricordo, il primo punto principale era il maxi processo, la revisione del maxi Prima di... Sì, perché qua dobbiamo essere un po' più precisi, sì. Perché questo parliamo di quella riunione di cui ha detto lei prima a casa di Guddo. Sì, sembra che queste riunioni avvengono tutte una dietro l'altra. Quindi non è quella stessa riunione di Guddo. No, quando una io... successiva. Perfetto, quando io mi vedo con Torino a quattro occhi, le dico, mi dice, con la mano mi fa, gli ho dato un papello così. Quindi siamo dopo quell'incontro del brindisi, per così dire, sempre prima della strage di Via D'Amelio. Perfettamente. Ora ci arriviamo meglio sulla collocazione temporale. Ricorda Facciamo proseguire su questo racconto, su questo prego. Quindi se la domanda era questa, nel senso se Torino mi aveva fatto sia altri processi. In quell'occasione le disse... Sempre di mia domanda, mi risponde che finalmente si sono fatti sotto, pensando io che erano sempre soggetti politici o appartenenti al... non pensavo a tutto quello che è successo dopo. Dice, gli ho consegnato un papello così, contentissimo, cioè, con una soddisfazione un po' di ottimista, quasi si sentiva sicuro che aveva... Lei sta facendo un gesto che ovviamente non vedono gli altri, quindi si riferisce a un foglio di carta 4 che aveva, che le mostrò con le mani, no? Con le mani, quindi fece il gesto per rappresentarlo anche agli altri. Quindi fece il gesto di un foglio che materialmente non aveva, ovviamente, con un sorriso, convinto di aver ottenuto il risultato. Quando Riina le fece questo discorso, eravate da soli o erano presenti anche altre persone? No, io ero lì da solo. E dove glielo fece questo discorso? A casa Guddo. Sempre a casa di Guddo, sì. Seconda riunione, ma sempre a casa di Guddo. Le fece
riferimenti in questa seconda circostanza ai soggetti che si erano fatti sotto? Gliela specificò meglio questa frase? No, perché poi ci ritornai sull'argomento a distanza, non mi ricordo se una settimana, 10 giorni, comunque sempre prima dalla strage via D'Amelio, e questa volta sempre su mia domanda che notizie abbiamo, che si dice, e avevo avuto la risposta che le richieste erano tante. Poi arriviamo a questo secondo momento della risposta. Fermiamoci per il momento prima a questo primo momento. La prima notizia che Rina le dà del Papello e del si sono fatti sotto. Innanzitutto un'altra domanda importante sulla collocazione temporale. Riesce a ricordare quanto tempo dopo Capaci, dopo l'esecuzione della strage di Capaci, ci fu questa riunione, questa del si sono fatti sotto? Saranno stati 20 giorni, un mese, 25 giorni. Lei può ricordare con certezza che questa occasione fu prima dell'esecuzione della strage di via D'Amelio? Anche se inizialmente le mie collaborazioni l'avevo collocato diversamente, oggi dico sì. E dice sì oggi sulla base di dati oggettivi, di parametri temporali che l'aiutano in questa ricostruzione? Grazie ai tanti processi e in particolar modo alla sollecitazione del dottor Chelazzi e Alfonso Sabella, che a un dato punto mi dice: ma lei è sicuro? Allora, scavando un po' nei miei ho collocato temporalmente attraverso una serie di episodi e quindi sono certo. E ci può dire quali sono questi episodi che lei ha utilizzato come parametri temporali per datare il discorso di cui stiamo parlando? Uno è l'omicidio dell'ispettore Lizzi a Catania, l'omicidio di Vincenzo Milazzi e Antonello Bonomo. Ecco, ci spieghi in che modo questi due episodi la aiutano a collocare temporalmente questo incontro. Allora, sempre in maniera molto... Io nel 1900, prima che venisse arrestato, avevo lasciato i rapporti tra Catania e Palermo, Cerrina, Santa Paola, buoni. Io manco 3 anni, al rientro, non ho più contatti in prima persona. Quando ho contatti con Rina, cominciare ad avere contatti con Rina, trovo questi rapporti raffreddati. Nel frattempo però io in questi anni di sorveglianza ho i contatti con Eugenio Galea e Enzaiello. Oltre a cosa nostra abbiamo un rapporto personale. Quindi questo rapporto si identifica. Totorrina ha un altro canale ufficiale di Cosa Nostra. Quando poi entro a fare le reggenze io cerco di sponsorizzare, cioè di scongelare questo rapporto. Diciamo, avevo fatto un buon lavoro. Arriviamo alla strage dell'omicidio Lima, i catanesi cominciano a farmi qualche domandina che ci vediamo. Dopo la strage di Capaci, che loro non gliel'ho scritto, non gliel'ho detto, però siccome a Pietro Rampulla lo cercavo tramite loro, quindi capivano che ruolo avrebbe avuto, anche perché Pietro Rampulla è già conosciuto per questa capacità di tecnico, competente di esplosivo, telecomando e via dicendo. Quindi comincia ad avere un rapporto con Eugenio Galea e Enzaiello. Dice: ma che c'è, ma che sta succedendo? E io gli dico: senti, stiamo dicendo, ci stiamo togliendo qualche sassolino, e dico, se vuoi potete pure contribuire a fare qualche cosa affinché, siccome sono venuti persone che sono fatti sotto e ora hanno in qualche modo ritrattato, quindi se anche voi partecipate a questa pressione a commettere qualche omicidio, Totorrina ne sarà contento. Io gli faccio questa cosa prima della strage di via D'Amelio, dopo la strage di via D'Amelio credo sia il 19 luglio, l'omicidio dell'ispettore Lizzo credo che sia il 21, 22, 23 luglio. 26 luglio, no? 26 luglio. Come dato. Io l'argomento con il gioco l'avevo fatto prima, quella settimana non mi ci sono visto perché era a Castellammare del Golf a farmi l'estate, assieme ad altri soggetti, e non mi sono incontrati con i catanesi. Quindi però vorremmo capire poi il rapporto ora, con quella questione del Papello di quelle... Perfetto, siccome io mi sono incontrato, signor Presidente, con i catanesi per la strage di Capaci a via D'Amelio tantissime volte, perché abbiamo acquistato armi, abbiamo trafficato, abbiamo avuto tanti contatti, quindi c'era questo dialogo e io gli ho detto: se voi non fate niente, contribuite anche voi a fare qualche cosa. Il riferimento era al Papello, cioè questi sono fatti sotto. Quindi lei dice: avevo già parlato con Rina, perché altrimenti non avrebbe... E questo dialogo con i catanesi, questa sollecitazione ai catanesi, lei quanto tempo prima
dell'omicidio dell'ispettore di Catania, dell'ispettore Lizio, l'ha avuta? Ma saranno stati 10 giorni, 20 giorni, 15 giorni, prima diciamo, ora non so quantificarlo, comunque prima della strage via D'Amelio, minimo 20 giorni, 25 giorni, perché non ci sono arrivato, per capire, non ci sono arrivato oggi, domani, dovete fare questo. C'è stato 1, 2, 3 incontri, fino a quando poi loro, perché chiudo l'argomento, quando poi hanno commesso mi ci vedo, anche noi abbiamo dato un contributo. Lei ha fatto riferimento prima, sempre come punto di riferimento temporale, anche all'omicidio Milazzo. Io su questo punto le chiedo molto sinteticamente, soltanto se ci può rappresentare le ragioni per cui questo omicidio rappresenta per lei un altro punto di riferimento temporale per collocare il discorso sul Papello. Allora, mi sono visto, io siccome Totorrino, quando parliamo del Papello, mi ci sono visto a Palermo, quando abbiamo stabilito l'omicidio di Vincenzo Milazzo, è avvenuto a Mazara del Vallo, un giorno, 2 giorni prima del 16 luglio, quando è stato commesso l'omicidio di Vincenzo Milazzo e Antonella Bonomo. E a Mazara del Vallo abbiamo parlato solo dell'omicidio, per quale circostanza solo dell'omicidio, Vincenzo Milazzo, di uomo d'onore di Alcamo, e la sua compagna. E io, siccome del Papello avevo parlato a Palermo e non a Mazara del Vallo, a Mazara del Vallo io l'ho visto il 15-14 luglio. Va bene. E l'argomento era molto prima. Lei ha già detto prima che questo discorso è stato fatto a 4 occhi con Riina, però io le chiedo una cosa diversa. Quel giorno, nella casa di Guddo, non quando Riina le fece questi discorsi, c'erano anche altri esponenti di Cosa Nostra, non presenti a questo discorso, ma comunque nell'abitazione di Guddo? Non lo scudo perché c'è un appuntamento che c'ho solo io, cioè è entrato io, ma possibilmente c'erano anche altri, quasi sempre veniva così, ci riceveva a Camera di Consiglio, 1 alla volta, 2 alla volta, dipende quali erano le circostanze. Quindi c'era Raffaele Ganci, c'era Giulio Cangemi e Barò che aspettavano o giù nell'altra Camera. Lei ha detto di non aver visto il Papello, ha detto prima, ma sa se quel giorno Riina avesse con sé documenti o fogli di carta, pur senza averli visti, nel loro contenuto intendo? No, lui di solito viaggiava sempre con un borsello, lo stesso quando poi è stato arrestato. Però non l'ha aperto e mi ha uscito netto, mi ha fatto solo il gesto con la mano e mi ha detto quello che ci aveva scritto sinteticamente, nel senso tutta una serie di richieste. E che cosa le disse in quella occasione Riina sul contenuto? Partiamo dal contenuto di queste richieste innanzitutto. Guardi, non me l'ha detto, non siamo specificate, ma li dico subito, perché queste cose che poi, per semplificare, che ho letto successivamente, l'avevamo discusso a 4 occhi io con lui. Si parlava del maxi processo. Che ha letto che significa lo specifico? A un dato punto i magistrati nel 2009 sono venuti, 2009-2010, non mi ricordo, 2009 credo, la procura di Palermo, il dottor Ingoe con altri, sono venuti a farmi vedere i celleri, risulta, ha visto, l'ho letto. Quindi le hanno fatto vedere materialmente un documento perfetto, dove che conteneva... Perfetto, leggendo il Papello, io quello che mi ha estremizzato era il fatto della benzina e il 41 bis. Che in quel momento 41 bis non esisteva per me. In che senso non esisteva per lei? Perché quando io parlavo con Totorrino si parlava di revisione che si facesse applicare la legge Gozzini, c'era pure lo scritto, si parlava della revisione del processo di Marchese Giuseppe o Marchese Antonino che erano stati condannati alla cassa per il fatto di Puccio. Benefici pensa, questo era in sostanza quello che più interessava, avvicinare i familiari e i detenuti nelle carceri di residenza, perché i familiari ogni volta partivano e qualcuno ci ha lasciato pure c'è morto con un incidente come fu nel padre di Gioè, quindi queste cose le avevamo discusse, quindi bene o male li conoscevo. La cosa nuova per lei era questa del 41 bis. Il 41 bis e la benzina. E tra i discorsi che le faceva Riina prima di questa occasione, poi ci dirà eventualmente se glieli ha confermati quando le ha parlato del Papello, c'era anche il discorso relativo alla pena dell'ergastolo, lo ricorda questo? Sì, era togliere l'ergastolo, la revisione del processo, se mi prende spiego subito qual è. In quel momento Totorrino aveva solo l'unico ergastolo, la commissione di giustizia e il maxi processo, dopodiché si parlava, ci andiamo a fare 7, 8, 6 anni di associazione, dopodiché l'argomento era chiuso. Questo è l'obiettivo principale.
Ma quando Riina le fa questo discorso delle richieste, innanzitutto l'espressione papello è un'espressione che utilizza Riina o che ha utilizzato lei per semplificare, per descrivere quello che le fu detto? No, ho ripetuto quello che Totò Riina ha detto di recente in maniera diversa, nel senso che è stato cercato, ma ho detto le stesse cose. E quando Riina le fa questo discorso, le disse espressamente che cosa aveva offerto lui in cambio dell'accoglimento di quelle richieste? No, per la precisione, allora per la precisione, mi ha detto, dice, mi hanno riferito, dice, per finirla cosa volete in cambio? Dice, gli ho fatto un papello così, quindi grazie a me, non me lo ricordavo le 2 parole prima. Queste sono tutte parole dette da Riina. Senta, e per finirla, esatto, può dire in relazione a che cosa? Avevamo commesso un omicidio, c'era l'omicidio della Saggia di Capaci, c'era l'omicidio Lima, anche se io non so nulla, però era avvenuto anche l'omicidio Scopelliti, quindi gli addetti ai lavori capivano bene o male quello che si stava programmando. Per capirla, signor Presidente, io ho ascoltato nelle fasi di indagine... Visto che ne ha parlato, ci dica, perché erano una delle domande che poi io l'avrei fatto. Sì, io per semplificare... Come lei ha parlato prima del 91. Perfetto, per semplificare... E di quelle vicende che attenevano all'assegnazione del processo. Per semplificare... La questione Scopelliti come si inserisce? No, allora io non so niente dell'omicidio Quindi Scopelliti. lei non lo sa? No, però siccome era il relatore del Macchis processo in Cassazione, il giudice, il procuratore generale, e quindi come una cosa che si è visto a Riina se l'ha fatto, perché io ripeto non so nulla, a naso dico questo è coinvolto pure nella cosiddetta strategia, quindi era successo Scopelliti, era successo l'omicidio Lima, era successo la strage di Capaci. Attenzione, dopo l'omicidio Lima che mi stava saltando, Totò Riina mi fa mettere alcune bombe nelle sedi della Democrazia Cristiana. Io mi sono interessato per quella di Monreale e di Messina. L'altra è Isola delle Femmine, che è territorio di Resuttana e Biondino, e se non ricordo male anche Misilmeri, perché non me l'ha detto, ma per dare un minimo di camuffamento politico, fra virgolette. Quindi lui parlava con qualche altro, io mi immagino con chi, però è una mia immaginazione, la lasciamo stare. Quindi gli arrivano e dici cosa volete per finirla, perché dall'altro lato c'è lo Stato, c'è chi indaga, quindi capisce che mette tutto cosa assieme e quindi è la stessa mano. Ma Riina le disse lui a chi avesse consegnato questo papello? No, non me l'ha detto. Quindi non le indicò dei mediatori di questo canale, di questa interlocuzione? In quella fase non mi ha detto solo cosa volete per finirle e ha consegnato questo papello, punto. E in quell'occasione o in occasioni successive Riina le disse chi fosse il destinatario di quel documento? Quindi prima ho fatto la domanda sui mediatori, su persone che eventualmente lo avessero ricevuto. La domanda in questo caso è diversa, cioè se in occasioni successive o in quella stessa occasione Riina le disse chi era il destinatario, il terminale di questo canale di interlocuzione. Stavo dicendo poco fa, quando mi ci ripeto sempre prima della strage di Capaci per i motivi con cui ho già detto, il caso Bonomo e il caso di... Prima della strage di Via D'Amelio. Chiedo scusa, la strage di Via D'Amelio, mi ci rivedo e dico novità, e già lui aveva la risposta, che è stata repentina a quanto pare, che le richieste erano assai, ma non c'è stata chiusura totale, per dire è chiusa e basta, non se ne parla più, le richieste erano assai, e dette in tono arrabbiato, seccato, e mi fa il nome di Mancino, l'onorevole Mancino, che questa richiesta era andata a finire a lui, però non so se per accordo, non so se, sinceramente non l'ho capito, cioè il finale era andato a finire all'onorevole Mancino, punto. Lei, quando Riina le dice questa cosa e le fa questo nome, soltanto ovviamente se lo sa, lei in quel momento sapeva se proprio in quel momento Mancino ricoprisse cariche pubbliche, in particolare mi riferisco a eventuali incarichi governativi? Ma credo subito dopo divenne Ministro degli Interni, o subito, o comunque là siamo, credo dopo, o prima della strage di Capaci, comunque da lì a poco diventa Ministro degli Interni. O già lo è, non mi ricordo con precisione.
Senta, Lei comunque sapeva che quando le fece quel nome... Non è che non me lo so, Presidente, non conosceva la persona Mancino? Sì, come no. di questo discorso, ci fermiamo ancora a questo secondo incontro. Chiedo scusa. Prego. Lo so perché poi è stato ulteriore oggetto di commento con Bagarella. Esatto, le stavo chiedendo proprio questo. Lei ha parlato di questo incontro e di questa conversazione con altri esponenti di Cosa Nostra e iniziamo appunto da Bagarella a questo punto. Siccome con Bagarella in un'altra occasione ne avevamo parlato, senza mai parlare tra me e lui, ma alla presenza di Bernardo Provenzano, quindi sapeva che io sapevo di questo contatto avuto con queste persone che per me erano politici o altre entità, ma non quelle che poi sono scoperti dopo. A un dato punto era venuto sui giornali che l'onorevole Mancino si doveva mettere le finestre antiproiettili alle finestre, comunque sapendo delle protezioni. E Bagarella dice: a questo qua gli devo rompere i coglioni, gli faccio vedere se si mette le finestre, a chi prende in giro. C'è una serie di commenti negativi. E questi commenti negativi di Bagarella furono limitati a quello che ha detto o facevano riferimento anche a una conoscenza che Bagarella le ha fatto capire del ruolo e della posizione di Mancino in questo discorso del Papello? Guardi, allora tanti politici erano nominati, però si è soffermato su Mancino e sul fatto che si stava mettendo i vetri antiproiettili, li faccio mettere io i vetri antiproiettili, lo devo ammazzare, lo devo rompere le corna, cose del genere. Cioè è stato un spezzamento specifico, non così fatto in campata in aria. E invece di questi stessi argomenti, cioè Papello e Terminale, con Provenzano lei ne ha mai parlato direttamente o indirettamente? Ne parlai con Provenzano alla presenza di Bagarella dopo l'arresto di Rina. E ci può descrivere il contenuto di questa conversazione che ebbe con Provenzano su questo tema? Allora, io sapevo che avevamo avuto al solito lordo per l'arresto di Rina una riunione della famiglia di Corleone per stabilire chi doveva prendere il posto di Totorrina. Allora, per rispetto e per garanzia, Bagarella ha detto: ce lo prendi tu, Bernardo Provenzano, però assolto, prima che tu prendi impegni con chi che sia, devi concordare con me. Cioè prima Rina Provenzano, ora Provenzano Bagarella. Che era successo? Era successo che nel frattempo, dopo l'arresto di Rina, io faccio un'altra riunione con Raffaele Ganci, Angela Barbera, Signor Brusca, scusi se la interrompo, solo per una questione di ordine, visto che poi arriveremo a queste riunioni successive, seguiremo un criterio per lo più cronologico. La mia domanda in questo momento era secca, cioè lei con Provenzano ha mai parlato espressamente di Papello? Stava arrivando, era quasi finito. Dopo questa riunione, che poi vi spiego quale motivo, a causa in base a questa discussione con questo Provenzano, fu oggetto di discussione tra me e Bagarella, dopodiché siamo andati da Provenzano per stabilire la strategia se continuare o meno con quella che stava portando avanti Totorrina. Bernardo Provenzano pensava che lui aveva preso non solo il mandamento di Corleone, ma pensava di aver diventato il capoprovincia, aveva in sostanza preso il ruolo di Salvatore Rina. Allora proprio io gli ho detto: guarda, ci sono persone che sono venuti, si sono fatti sotto, quindi noi vorremmo portare questa cosa avanti affinché questi tornano. Bagarella e lui ne che mi hanno risposto, hanno detto: sì, Provenzano. Bagarella mi asseconda e dice: noi vogliamo andare avanti, a questa strategia sta ancora da stabilire gli obiettivi e via dicendo. Provenzano una cosa che dice io come mi giustifico con gli altri, si riferiva al suo gruppo, Aglieri, Giuffre e Benedetto Spera. E provocatoriamente Bagarella le face, che aveva preso pure me, ti mette un cartellone così, dice, prende un pannello e ti scrive: io non so niente. Su questo poi ci torniamo per qualche altro dettaglio. Sì, comunque Provenzano le aveva dato in quell'occasione la sensazione di essere quantomeno informato di questo discorso, non fu cotto di sorpresa quando faceste questo discorso. No, per niente, non era d'accordo, fra virgolette, e neanche ha detto no, non lo fate. Non ha resistito alla volontà di Bagarella, quindi sapevo che lo stavamo facendo, è il motivo. Sì.
Senta, prima La volontà di Bagarella è sua da quello che Sì, abbiamo sì, visto che lei era il primo proponente, sì, se ho capito sì. bene. Prima di continuare con l'evoluzione cronologica, le voglio fare una domanda su una persona, se lei la conosce. Lei conosce e sa dire quale fosse eventualmente il ruolo all'interno di Cosa Nostra di Antonino Cinà nel 1992? Era la persona, dopo Giuseppe Giacomo Gammino, la persona più vicina a Totorrina come consigliere, come riflessivo, la persona che frequentava i salotti buoni di Palermo, fra virgolette, che frequentava un certo elite. Era uno che raccoglieva molte notizie nel mondo giudiziario, imprenditoriale e via dicendo. Che io sapevo, tant'è vero che quando a me non mi ha sorpreso quando Nino Cinà va a chiamare a Gaetano San Giorgio per chiedergli notizie su Ignazio Salvo, io subito ci arrivo e quindi vado subito da Rina. Io conoscevo la caratura, era l'unico che si poteva permettere di andare da casa da Rina senza bisogno di bussare da nessuna parte. Cinà. Sì. Quindi deduco Cinà sapeva dove trascorreva la sua latitanza salvatorina. Sì. Ed è in qualche misura implicito in quello che ha detto, ma per specificare, lei sa se questa vicinanza tra Antonino Cinà e Rina significasse all'epoca anche che Rina per decisioni importanti si avvalesse dei consigli o dei suggerimenti di Antonino Cinà? Se lo devo dire io, era la prima persona a cui Rina si ci rivolgeva, per esperienze vissute, per altri motivi, era la prima persona a cui si rivolgeva. Diciamo l'ideologico, possiamo definirlo così. Lei sa se Antonino Cinà fu o meno consultato in relazione alle vicende del Pavello? Allora, vediamo la domanda più, anche se per la verità suggestiva, è una domanda precisa. Ha già parlato del Pavello, ha già parlato del ruolo di Cinà, chiedo semplicemente Allora, le parlò Rina, le parlò No. Lei già anticipato in ogni caso la mia domanda, comunque ha già capito qual era il Sì, senso della però, risposta, quindi non sa nulla del collegamento. Non so, no. Ecco, Io se la allora, domanda dico no, ma c'è uno sviluppo. E allora, lo preciso, e poi vediamo eventualmente di integrare. Allora, io con Cinano non mi ho mai parlato di niente, però sapevo, dopo l'arresto di Bagarella, che in qualche modo mi aveva, per una serie di fatti che poi vi spiegherò se interessano, mi aveva un po' isolato. Dopo l'arresto di Bagarella io ho cominciato ad avere contatti con Messia Matteo Denaro, con Nino Cinà. Qua già siamo nel 95. E senza bisogno di fare la cronologia di Cosa Nostra, gli vado appunto specie una domanda, dico ma come siamo combinati? A Nino Cinà. A Nino Cinà. E se non ricordo male, però non sono sicuro, è un villino a Mondello, ma non vorrei sapere, un villino di Zoom, una cosa del genere, un imprenditore, un grosso palazzinario di Palermo. Costruttore. E Nino mi allarga le braccia per dire siamo niente, non abbiamo ottenuto niente, abbiamo fatto una guerra ma non abbiamo ottenuto niente. Quindi lei da questo deduce che fosse informato, ma non conosce un ruolo specifico? No, io ci faccio la domanda che lui è informato e mi dà la risposta. Cioè, nel linguaggio nostro, io gli faccio la domanda che lui sa, non è che gli faccio la domanda che lei mi ha risposto, ma che mi stai parlando, di che cosa mi sei, da dove sei venuto o via dicendo. Mi dà la risposta e me la dà concreta. E di più, valutiamo pure l'operato di Bernardo Provenzano che ha assolto, come ho detto poco fa. Sì, però la domanda del PM era finalizzata a sapere se, per quelle sulle sue conoscenze, il Cinà avesse avuto un ruolo in quella vicenda del Pavello. Lei invece da questo deduce e ci dice che Cinà era informato, che è una cosa diversa, una cosa dire sapeva è una cosa intervenire. Se uno mi dice Nino Cinà, un esempio, se dobbiamo mettere sul piatto Bernardo Provenzano sapeva e Nino Cinà no, con mia esperienza passata vissuta e il rapporto Nino Cinà Totorrina, io dico sapeva Nino Cinà e Provenzano, per fargli un esempio. E quando io, sempre rimanendo con due personaggi, io quando mi sono incontrato con Provenzano gli ho fatto la domanda perché c'era Bagarella, altrimenti non gliel'avrei fatta,
per non prendere qualche risposta negativa. Invece con Nino Cinà, per il rapporto che abbiamo, la confidenza che abbiamo, il modo di pensare, ci vado direttamente a colpo sicuro e lui mi dà la risposta soddisfacente, cioè in merito a quello che io gli sto domandando. Sì, signor Brusca, lei ha fatto prima riferimento, anche solo sinteticamente, a un successivo incontro in cui Riina, se ho capito bene, ebbe a commentare la reazione che c'era stata a queste richieste. Ho capito bene? Sì. Lo possiamo innanzitutto collocare anche questo con precisione, nei limiti del possibile, cronologicamente, questo secondo incontro con Riina? Possiamo... Utilizziamo sempre i parametri temporali di prima, in questo momento via D'Amelio, il 19 luglio 92. Perfetto, io ripeto, ho visto Rina a Mazzara del Vallo il giorno 14-15 luglio, facciamo un passo indietro 10-15 giorni prima. Dove si svolge questo incontro? Sembra che queste riunioni su questo punto sembra a casa di culto, è al primo piano per giunta. Che andavamo sopra, c'era quando ci mettevamo sotto, questa volta eravamo sopra al primo piano. E anche in questo caso mi dice se c'erano altri soggetti presenti? I soggetti presenti c'erano sempre, c'era Raffaele Ganci, però in questo argomento eravamo sempre a quattro occhi. Gli altri aspettavano nella veranda, nell'antrone. Quantomeno c'erano Biondino, Raffaele Ganci e Salvatore Cancino. Mi sa dire di preciso, Rina, che cosa le disse in questo incontro a quattro occhi? Niente, affrontando tanti altri argomenti, io sono ritornato a dire abbiamo qualche novità, c'è qualche dei sviluppi, e trovo Rina arrabbiato, che le risposte erano tante, che lui non mollava per dire o questo o niente, non stava né cedendo e neanche mercanteggiando. Quindi con una sorta di rabbia io te la faccio vedere io, nel senso che se tu mi vieni a proporre questa cosa poi mi dici che sono tante, questo era il senso del mio... Poi mi dici che sono? Tante, nel senso che tu mi rifiuti, prima mi vieni a dire cosa volete per finire, ti dico le mie proposte e poi tu mi rifiuti. Erano troppe le richieste. Perfetto. Ma lei, sempre sulla base di quello che le disse Salvatore Rina, ci sa dire se tutte le richieste che erano state inoltrate da Rina furono, tra virgolette, rifiutate, oppure se Rina le disse che qualcuna era stata accettata e altre no? No, le richieste sono tante, grazie alla domanda. Gli potevano dare qualche cosa, non tutte, erano tante, ci potevano dare qualche cosa, e lui rifiutò. E quando appunto lei trova Rina, come ha detto prima, meno contento per questo fatto, lui aveva già in mente qual era, se glielo disse ovviamente, la strategia che intendeva portare avanti per superare questa situazione di stallo, di blocco? No, le posso semplicemente dire, non siamo entrati nell'argomento, che dopo l'assaggio di Capaci mi aveva dato il mandato per uccidere l'onorevole Mannino, che io, come ho detto poco fa. A un dato punto, tramite Biondino, mi revoca il mandato e io provvedo per fare altre cose. Però non mi diceva, sarebbe bene che lei collocasse temporalmente quando le viene revocata questa. Quindi è Biondino che fa da intermediario. No, il mandato me lo dà, credo, nel primo o secondo incontro dopo Capaci. Il mandato siamo sempre là, intorno ai 15, 10 giorni, 8 giorni, 20 giorni prima dell'assaggio di Via D'Amelio. Biondino, attraverso Nino Gioè, che non neanche io lo vedo, mi dice di fermare per quanto riguarda l'attentato a Daniel, e non saprò mai per quale motivo mi revoco questo mandato. Quindi il motivo, ha detto Biondino, non glielo disse? No. Anche non ha parlato con Biondino. No, io... con Gioè. Perfetto. Allora, io non ho visto Rina, non mi ha mandato a me. E a me mi ha detto, Nino Gioè mi ha detto che si era incontrato con Biondino, che a sua volta dice fare fermati. Perché dico Biondino? Perché Biondino sapeva che gli avevo dato l'incarico a Gioè e alla Barbera di cominciare a studiare le abitudini che qualcosa già l'avevamo trovato, però ancora ci voleva tempo per poterlo... Quindi erano iniziate attività, se ho capito bene, preparatorie
e materiali per la questione dell'eliminazione dell'onorevole Mannino? Principalmente le abitudini, e poi stavo cominciando a prepararmi per quelle che erano le attrezzature, il telecomando, perché ci voleva niente a procurarmelo, tanto l'esplosivo era disponibile, me l'aveva mandato, me lo stava mandando Biondino Salvatore, che aveva un sacco di disponibilità. Quando dice le abitudini, studiare le abitudini, ci può dire nel dettaglio che cosa si stava facendo e quali erano in qualche misura le attività concretamente realizzate da Gioè La Barbera? Stavamo studiando le volte che lui andava nelle segreterie a Palermo, non mi ricordo se in via Zardonai o vicino alla Camera di Commercio di Palermo, dove c'era un'altra segreteria. Comunque sapevamo che frequentava questi posti, almeno già avevamo queste due notizie. Gioè non mi ricordo attraverso un suo amico, comunque già eravamo riusciti a individuare questi posti, però subito dopo ci ha revocato il mandato. E quando arriva questo stop, diciamo così, da Biondino le dice anche altro, o meglio, nel dettaglio, fa riferimento ad altre attività che lo stesso Biondino o altri stavano curando in quel momento? No, in quel momento, ripeto, non ho neanche contatto diretto, perché prima sembrava il modo mio per sintetizzare. Avevo detto Biondino, c'è l'intermedio, io non ho visto Biondino direttamente, però attraverso lui mi ha mandato il no. Non lo motivo mai perché, quale motivo, non l'ho saputo più. E neanche mi ha detto fai questo, fai quell'altro, punto. Anche perché era Rini che gestiva tutti gli altri azioni criminali, che ero io. In relazione a questo, signor Brusca, poi le faccio una domanda più specifica sulla base di una contestazione che intendo farle. Il verbale è sempre quello del 21 maggio 2009, a cui ho fatto riferimento prima, la pagina per le difese è la 156. Lei alla domanda del PM rispose: c'erano già stati prestabiliti, predisposti o preordinati altri obiettivi da colpire, quindi poteva essere uno, poteva essere l'altro, per questo dico non mi ha colto di sorpresa il dottore Borsellino, perché 2 giorni prima, ora non mi ricordo con precisione, il Biondino mi dice che siamo sotto lavori. Allora la mia domanda sulla base di questa contestazione, o Biondino direttamente o altri per conto di Biondino, le ricorda se effettivamente le specificarono che c'erano altre attività esecutive e preparatorie in corso quando le fu dato lo stop? Signor Presidente, io buonamente però rifiuto la contestazione perché non ho capito la domanda. Perché io ho risposto al mandato e revoca del sì, per Mannino. La contestazione attiene che lei oggi ha detto non mi ha spiegato nulla, mi ha fatto per quanto riguarda arrivare Mannino, fermo. perfetto. Da quella dichiarazione che ci ha letto adesso il pubblico ministero invece sembrerebbe che lei abbia detto precedentemente che in quell'occasione il Biondino direttamente, forse, o comunque tramite altri, le disse ferma, non soltanto fermati e basta, fermati perché stiamo facendo altro. No, siamo 2 giorni o pochi giorni prima della strage di Capaci e sembra di capire che lei si sia potuto riferire al fatto che siccome stavano preparando quello, questa è la contestazione. Specifico. Cerchi di essere magari più preciso. No, specifico. Allora mi fa la domanda, cioè chiudiamo l'argomento di dire non si deve fare Mannino. Ma io ci sono altri obiettivi da colpire, mi riferisco alla riunione fatta dopo Lima dove si stabiliscono una serie di obiettivi da colpire, quindi mi dice di fermarmi questo, però non so se ci sono altri. 3 giorni prima della strage di Via D'Amelio, in occasione dell'omicidio di Vincenzo Milazzo con Italo Bonomo, io da Castellammare, dove abbiamo commesso il fatto, mi reco a Palermo perché dovevo distruggere la BMW di Antonella Bonomo. E mi reco da Biondino Salvatore e mi puoi dare una mano d'aiuto per poter distruggere questa macchina? E lui mi dice di no. Dopodiché gli dico fagli sapere a Totorrina che ho commesso l'omicidio di Vincenzo Milazzo, che lui ci vedeva tutti i giorni, era il primo punto di riferimento. Dice va bene. E mi risponde, ci siamo sotto lavoro. Quindi in sostanza sono 2 episodi diversi. Perfetto. 10 giorni prima circa della strage di Via D'Amelio le viene detto fermati, perfetto. Non si deve più 10-15 giorni, ripeto. Mentre questo episodio relativo a quella contestazione è avvenuto appunto qualche giorno prima. Perfetto. Ed è occasionato dall'omicidio Milazzo. Perfetto. E lì dentro c'era, a discutere con lui, c'era Giuseppe Graviano e Carlo Rico. Dopodiché mi ci mette a disposizione, aveva bisogno di aiuto. Dice no, grazie. E me ne vado. Dopo 3 giorni
sono a Castellammare, che sono assieme a Gioacchino La Barbera, i miei parenti e quant'altro, alla televisione apprendo l'attentato. E io alla presenza di Gioacchino La Barbera e Gioè dico, presto fecero. Cioè, nel senso, da quando me l'hanno detto, a 3 giorni, in base a quello che avevamo passato noi, per capaci abbiamo aspettato 3 settimane per poter colpire, perché lui mi ha detto stiamo facendo questo fino di quell'altro. Quindi dico, presto hanno fatto secondo questa mia ricostruzione mentale. Punto. Ma in quel momento, quel colloquio precedente, le fu parlato espressamente, le fu detto espressamente di Borsellino? No, lei lo apprende solo quando... Ci siamo sotto lavoro e io... Quindi non le viene specificato? No, però capisco, Biondino amici sotto lavoro e quindi capisco e che... E poi lei collega, dopo aver appreso dalla televisione, allora pubblico. Chiedo scusa, a causa di questi fatti, Totorina mi manda a rimproverare che io avevo fatto una confidenza a Biondino, cioè che non le avrei dovuto dire del caso Milazzo. Lei ha introdotto il tema della eliminazione del dottor Borsellino. Da discorsi fatti all'interno di Cosa Nostra, ha mai saputo se vi fosse stata una accelerazione nella esecuzione di quel proposito che già stamattina ha detto essere stato preso prima, ma nella fase esecutiva, nella fase realizzativa, ha saputo se c'è stata o meno in Cosa Nostra un'accelerazione? No, io non ho mai saputo di accelerazione su questo fatto. Tornando alla questione dell'eliminazione di Mannino, lei stamattina ha fatto riferimento, oltre al nome di Mannino, a una lunga lista di politici siciliani. Io le volevo chiedere questo, ricorda se, visto che stamattina non ha fatto questo nome, ricorda se in quell'elenco vi fosse anche il nome di Vizzini? Sì. E ci può dire sinteticamente, così non torniamo indietro, se le conosce quali fossero le motivazioni per cui c'era il proposito di uccidere Vizzini? Ma quelle mie conoscenze erano sempre per quello che è la sua attività antimafia, però non conosco se c'erano altri motivi. Ma per essere chiari su questo nome di Vizzini che lei in effetti stamattina non ha fatto, si inserisce... Ma l'avevo fatto molto tempo prima. Sì, lo comprendo questo. Ma si inserisce in quell'elenco che lei ha fatto stamattina e quindi non ha dimenticato di inserirlo oggi, ma l'occasione è la stessa, quindi andò e gli altri di cui si parlò. Perfetto. Lei in quel momento sapeva se Vizzini ricoprisse cariche pubbliche, in particolare incarichi governativi? Ma credo fosse ministro, però non mi ricordo. Cioè dalle 2 persone, tipo per fare un esempio, tra Mancino e Vizzini, più era rimasto mirato su Mancino. Vizzini mi interessa. Mancino, quando i 2 nomi fatti in commissione, quella mini commissione Corrina, tutta una serie di nomi. Cioè il nome di Vizzini fu fatto, però era un obiettivo da colpire. Invece l'entità del discorso invece di Mancino era diverso, cioè mi è rimasto più impresso. No, Mancino non è stato collocato nella riunione da colpire. Successivamente, quando mi fa il nome, mi rimane... Lei ha fatto il nome di Mannino, non di Mancino. No. Visto che c'è una certa assonanza, però dobbiamo essere chiari. Sì, chiarissimo. Immagino, d'altronde vedo che lei è anche stanco, ma cercheremo magari di non protrarla a lungo ed eventualmente poi aggiornarci. Senta, nello stesso arco temporale di cui stiamo parlando, diciamo per sintesi quello che va da maggio ad agosto del 92, sa se oltre a questa coltivata in prima persona da Riina vi fosse un'altra interlocuzione, un'altra occasione di contatto, di interlocuzione di cui lei, Brusca, fu protagonista o comunque fu a conoscenza? Chiedo scusa, non ho capito la... Sa se in questo stesso periodo temporale si aprirono altri canali di comunicazione con istituzioni o forze dell'ordine di cui lei è a conoscenza, se ne è a conoscenza, canali diversi da quello di cui abbiamo parlato finora, cioè quello che era coltivato in prima battuta, in prima persona da Salvatore Riina, quello del cosiddetto Pavello. Sì. E allora, oltre al fatto dell'ispettore Elizio e oltre al fatto dell'omicidio Milazzo Bonomo,
sempre incontrandomi con Totorrina a Mazzara del Vallo, sono due fatti che sto dicendo, prima ne faccio uno e poi un altro, siccome dovevamo commettere un omicidio a danno di Nicetto Zicchitella, siamo a metà agosto, seconda decade di agosto, e in base a quelle che erano le esigenze dovevamo farlo con telecomando a distanza, questo omicidio a danno di questo Zicchitella Marsalese. Allora, non sapendo io se potevo creare danni in questa sua interlocuzione per quello che lui stava facendo o meno, mi ci sono incontrato anche per fargli salutare a Gioia che non lo vedeva tanto in tantissimi anni, e lui mi ha detto di andare avanti, che non c'erano problemi. Però nel frattempo, tornando ora alla strage di Capaci, Gioia aveva un contatto che aveva costruito nel tempo con un certo Bellini. Se questa è la domanda che... Sì, continui. Perfetto. Innanzitutto questo Bellini che tipo di contatto aveva con Gioia? Partiamo da questo. Sì, Gioia si conosceva con questo Bellini, si è conosciuto a carcere di Sciacca. Gioia è arrestato per fatti di mafia, quello è arrestato per altri motivi. Quando fu arrestato questo signore aveva un altro nome, non quello suo reale. Creano questa amicizia, si conoscono, prendono stima, questa amicizia dopodiché uno prende una strada e un altro prende un'altra strada. Si rinsalda questa amicizia, si riaffiora, credo nel 90-91. Questo Bellini si presenta da Gioia con la scusa di recupero o crediti. Gioia mi racconta la storia di questo signore che aveva partecipato a fatti di terrorismo, servizi segreti, c'è un po' di particolare che quando se lo sono andati a prendere a carcere erano venuti più forze di polizia, un po' di situazione un po' particolare. Me ne descriveva una persona intelligente, estrosa e via dicendo. Dopo la strage di Capaci c'è questi contatti che loro portano avanti e non portano da nessuna parte. Quando la strage di Capaci, a un certo punto questo Bellini comincia a fargli tutta una serie di ragionamenti a Gioia. Dice: è inutile che commettete un omicidio, non è che faceva riferimento a noi, cioè viene commesso un omicidio, dice tanto ci uccidi uno e ne metto un altro, se invece tu fai danni al patrimonio artistico o metti delle siringhe piene di veleno nelle spiagge o fai avveleni delle merendine, riempi un supermercato o rubi, fai saltare la torre di Pisa, dice lo Stato automaticamente viene e ti viene a trattare per dire cosa volete in cambio, o furto e via dicendo. Quindi Gioia apprende questi discorsi fatti con Bellini e me li trasferisce. E io lì per lì dico: ma questo che vuole? Da subito il primo pensiero: ma questo che cosa vuole? Che parte in servizio, che vuole sapere qualche cosa? Dico: vedi un pochettino di valutare questa cosa, ne parlo pure con Bagarella, pure lui abbiamo delle difficoltà a interpretare il ruolo di questo signore, comunque gli diamo un po' di corda. Tra un discorso e l'altro siamo arrivati al punto che questo qua si parla di benefici penitenziari. Attenzione, un passo indietro. Di questo contatto io informo Totorrina, perché già c'era stata la risposta negativa della cosiddetta, diciamo, questo contatto avuto con questi interlocutori che si sono fatti sotto. Allora, una volta che io ho la possibilità, perché questo Bellini ci spiegava che con questo tipo di cose o attraverso scambi di opere d'arte rubate si poteva ottenere dei benefici penitenziari per alcuni soggetti. Allora io vado da Rina e gli dico: guardi, ho questa possibilità di poter far ottenere dei benefici penitenziari per mio padre e poi per qualcuno. Io dico: a me mi interessano mio padre e Giovan Battista Bullarà. Però dobbiamo trovare qualche cosa per poter fare scambio. Il Bellini nel frattempo porta una busta gialla contenente delle fotocopie dove c'erano delle opere d'arte rubate alla Pinacoteca di Modena. Se lui voleva sapere se c'era la possibilità di poterle recuperare. In questa busta io subito c'era scritto M. Maresciallo Tempesta. E io subito dicevo: ma con chi stiamo avendo a che fare? Risposta nell'immediatezza, 1 o 2 giorni, dice: no, c'è questo qua, c'è il funzionario che li ha consegnati a Bellini e lui viene per conto di politici, mi fa il nome di Spadolini e di qualche altro, non mi ricordo, che allora credo che fosse ministro del bene culturale o cosa del genere. Dico: non scherziamo, facciamo questo qua, anche perché da un lato siamo tranquilli, però sembra una persona che viene a prendere un po', vuole venire a pescare acqua
come so dire, la interpretiamo così. Dico, vediamo dove vuole arrivare, non gli stiamo dicendo nessuna confidenza. Quindi gli diciamo, noi per queste opere d'arte che tu vuoi recuperare non abbiamo nessuna possibilità, però ci possiamo interessare per altri. Fermiamoci un attimo qui per aggiungere qualche dettaglio, poi continuiamo nella evoluzione di questo contatto. Innanzitutto, voi materialmente all'interno di Cosa Nostra su Bellini accertamenti ne avete fatti per capire chi fosse? No, perché uno, perché non avevamo la possibilità, due, lo conosceva Gioè, e terzo, perché non ci stavamo facendo nessuna confidenza, quindi a un dato punto potevamo mollarlo quando volevamo, e a un dato punto addirittura avevamo pensato pure di eliminarlo. Lei, i contatti con Bellini sono stati sempre gestiti da Gioè, o lei ha incontrato in alcune circostanze questo Paolo Bellini? No, i contatti sono stati mantenuti da Gioè. A un dato punto, io, per capire meglio, organizziamo un incontro a casa di Gioè, dove in base a come la formazione della casa di Gioè è combinata, c'è una casetta piccolina e c'era una casa con un piano superiore e ci saliva con la scala a chiocciola. Allora, d'accordo con lui, me lo porta a casa, ci mettiamo nel salottino, lo faccio parlare a voce alta, in maniera che tu ascolti di prima persona. E così facciamo, ci organizziamo, si chiama a casa sua, io mi sono sopra nel piano superiore e mi metto a pancia in terra per essere più vicino possibile ad ascoltare. I Gioè si porta Bellini a casa e cominciano a dialogare. E gli fa il discorso della Torre di Pisa, gli fa il discorso quello che ho detto poco fa. C'è di questo scambio. Quindi lei lo ha sentito questo discorso? Sì, l'ho sentito indirettamente, tanto è vero che Bellini sospetta, dice, ma perché mi fai ripetere le cose? Dice, e parli a voce alta. Dice, no, e Gioè si dice, no, per capirle meglio io, per comprenderli. A un dato punto l'argomento finisce e dopodiché ci licenziamo. Il Bellini se ne va, con Gioè noi ci siamo incontrati, abbiamo valutato il fatto e io ho fatto questa cosa per come la passai a Totorrina, perché sempre per non andare a intralciare il suo percorso che aveva per le mani. E lui mi dice, no, vai avanti, puoi trattarlo senza nessun tipo di problema. Quindi, quando lei prima ha detto benefici penitenziari, ci può specificare meglio che cosa voi contavate di avere o che cosa voi avete richiesto? Che tipo di benefici penitenziari chiedevate? In quel momento gli arresti domiciliari. Ha fatto due nomi in relazione a questi benefici penitenziari, quello di suo padre, se ho capito bene, e quello di Pullarà. Sì. Sa se furono prospettati altri nominativi oltre a questi due che ha fatto? Sì, e allora quando io intavolo questo argomento con Totorrina, allora a Bellini da un lato gli diamo che ne abbiamo la possibilità di poterci interessare e recuperare quelle opere d'arte che lui ci ha portato con fotocopia, che io poi conservo, ma a distanza di tempo poi li distruggo, che li avevo dati a consegnare e conservare a Gioacchino Calabrò. Dall'altro lato dice, vabbè, questi no, ma possiamo trovare altro materiale. Dice, va bene, chiedo a Totorrina mi fa un appuntamento con Messina Matteo Denaro, che Massimo Matteo Denaro conosceva bene questo mondo delle opere d'arte, e mi crea un appuntamento nella gioia di Francesco Geraci a Castelvetrano, dove mi incontro con Messina Matteo Denaro dietro l'autorizzazione di Rina e con questo trafficante che commerciava in opere d'arte. E in quella circostanza mi propone un cane con una testa mozzata e mi dà una fotocopia, una fotografia in Polaroid, e si parlava di un vaso del valore di 1 miliardo e 100. Quindi questo quanto riguarda per quello la mia posizione. Totorrina nel frattempo mi fa sapere che ci sono dei quadri rubati a Palermo, quindi da unire a questa fotografia, e mi dà altri 3 nomi, che sarebbe quello di Luciano Liggio, Giuseppe Giacomo Gambino e dal mandamento di Portanova, che li aveva in possesso Cancemi. Quindi io do questo bigliettino a Bellini dicendo, vi diamo questo materiale, in cambio vogliamo gli arresti domiciliari per queste 5 persone. Lei ha detto, ho dato questo bigliettino a Bellini, può specificare meglio questo dato? Lo ha dato lei materialmente a Bellini? No, io dico questo difetto, chiedo scusa, ce l'ha dato Gioè, il non ho mai incontrato, per scambiare il campo, io non ho mai incontrato il Bellini, è Gioè che c'è il contatto con Bellini, quindi io do il biglietto a lui lo consegna a Bellini, risposta, anche qui erano assai,
che potrebbe aver potuto raccontare qualcuno, il minore era mio padre, secondo chi era il suo interlocutore. E anche qui abbiamo rifiutato, io ho rifiutato facendo sapere a Totorina che non era possibile poter accettare questo scambio, perché significava avere solo interesse per una persona e gli altri no. Quindi Qui quando siamo? Temporalmente? Guardi, siamo contestualmente dalla Saggi Capaci a credo Staggi di Capaci, già quando c'è la richiesta, quando lui mi dice che non ha più possibilità, che quella risposta fra virgolette un po' negativa, non chiusa e non era chiusa, da qui di fare eventualmente un'altra strada, quindi siamo in quel periodo. Poi continua agosto, settembre, perché poi non c'è solo questo, con Bellini abbiamo pure un rapporto di traffico di droga e poi è andato appunto il Bellini o per i soldi o per quale motivo è andato appunto non si fa più vedere, abbiamo difficoltà ad incontrarlo. Prima di arrivare appunto a questa che è la conclusione del rapporto con Bellini, di questi incontri tra Gioè e Bellini ripetuti, innanzitutto lei li può quantificare, è in grado di quantificarli? Sa quante volte Gioè si è incontrato con Bellini? Tantissime volte, no, non sono in condizione di poterle quantificare. Sa dire dove si incontravano? Prevalentemente ad Altofonte e qualche volta al Motellaggio di Palermo. E di tutti questi incontri Salvatore Riina era sistematicamente portato a conoscenza? No, la sostanza, i dettagli li curavamo, no, è venuto Bellini, no, la sostanza è quella più concreta. Lei prima ha detto che aveva chiesto il permesso, l'autorizzazione a Salvatore Riina per proseguire lungo questo canale e all'inizio questa autorizzazione le fu data. La mia domanda è questa, ci fu un momento in cui Salvatore Riina mutò avviso, cambiò decisione sull'idea di andare avanti oppure mantenne sempre la sua deliberazione originaria, cioè di portare questo canale fino a tutte le conseguenze possibili? Parlo Salvatore Riina, ci fu un momento in cui cambiò idea e vi ha fatto pervenire uno stop a questa possibilità di andare avanti nel dialogo con Bellini? No, non vorrei sbagliare, avevo fatto dichiarazione diversa, comunque quando arrivò la risposta negativa credo che l'abbiamo fermata perché anche qui le risposte erano tanto o mi ebbe a dire per mio padre, comunque credo che mi abbia detto di sì solo per mio padre, ora non mi ricordo con precisione. Allora io le leggo una sua risposta che tratta da un altro verbale, poi lei ci preciserà se lo ricorda o meno. È il verbale del processo via D'Amelio Ter. La data dell'udienza è 23 gennaio 99 e per le difese la pagina è 156. Lei, rispondendo alle domande del PM, disse: siccome i quadri non erano miei ed io non potevo disporre, passo questo argomento a Salvatore Riina. E Salvatore Riina, però, nel frattempo, già era successa la strage di Capaci. Mi dice: stop, non fare più niente perché io ho un'altra, cioè la famosa trattativa, cioè altre possibilità. Però alla luce di questo passaggio è in grado di rispondere alla mia domanda originaria? No, io sicuramente in quelle circostanze avrò confuso i periodi, però la sostanza è quella, ma i periodi non coincidono completamente. Le precisi adesso. Quindi come in detto, quale momento Riina le disse non siamo più interessati a Bellini, se glielo ha detto? Quasi alla fine del dialogo, dopo l'ha avuto la risposta negativa, al Bellini. Però questo conta, per essere chiari, io questo canale lo prendo perché già Totorina aveva avuto la risposta negativa per il suo canale, quindi dico posso fare anche questo, e mi dice sì. Alla conclusione mi dice chiude pure questo perché non ci interessava. Però la mia domanda più che sul periodo, perché poi lei ha parlato genericamente della fase successiva a Capaci, mentre non è stato molto dettagliato sul mese esatto. La mia domanda era più che altro questa: c'è stato un momento in cui Riina gli ha detto fermati con quel canale perché c'è l'altro canale, magari anche dopo questa riunione a cui ha fatto riferimento delle richieste esose, c'è stato un momento in cui Riina gli ha chiesto di fermarsi perché c'erano segnali di possibilità di continuare quell'altro canale, quello della trattativa?
No, sinceramente non me lo ricordo questo passaggio. L'ho detto, però c'è da capire un po' meglio, non me lo ricordo, no. E alla luce anche di quella contestazione che le ho fatto, di quella risposta che le ho letto, non riesce a ricordarlo meglio questo? Ho specificato su per giù quello che ho detto poco fa, nel senso che... Non lo ricordo, Va bene. non rileggere tutto il contesto, ma comunque. Va bene. Senta, ha fatto il nome in questo dialogo, in questo canale con Bellini, ha fatto riferimento a Matteo Messina Denaro per la questione recupero opere, ma la domanda è: Messina Denaro fu portato a conoscenza anche del motivo per cui queste opere dovevano essere recuperate? Con Messina Denaro stiamo acquistando, sì, si conosceva meglio, l'ho spiegato. Quindi sapeva di Paolo Bellini, in particolare Matteo Messina Denaro, per quanto è a sua conoscenza? Di Bellini non, credo di non avergli fatto il nome, però conosceva il motivo. Lei ha detto di aver visto sulla busta gialla la locuzione, se non sbaglio, non vorrei sbagliare, nominativa tempesta, giusto? Sì. È stato poi in grado di capire in particolare nel dettaglio cosa significasse questa indicazione? Ho detto che significava maresciallo perché Gioia poi ha avuto modo di poterlo approfondire. Siamo saltati ci siamo un po', qua c'è una che fare con i carabinieri, quindi fermiamoci un attimo. Quindi maresciallo Tempesta era il soggetto per conto del quale Bellini aveva fatto questa proposta? No, quando vediamo maresciallo M Tempesta, perché è un maresciallo di carabinieri e Bellini si giustifica che è un funzionario solo il suo tramite, ma il suo contatto è, occhi per lui, politico, quindi non istituzionale, almeno così Bellini si giustifica con Gioia. E noi allora continuiamo, altrimenti avremmo chiuso subito, non aspettavo neanche arrivi. Io non avevo, senza offesa per i carabinieri, ma non avevo trattato io con i carabinieri. Ma lei ha mai saputo, in quel momento, anche successivamente, se Bellini o il maresciallo Tempesta agissero, a parte lei ha fatto riferimento ai politici, ma anche per conto di altri esponenti delle forze dell'ordine? No, già risposto in quel momento, io per quello che diceva Bellini, noi stavamo trattando con personaggi politici e il nome principale era Spadolini, occhi per lui. Va bene. Dopo la strage di Via D'Amelio, dopo il 19 luglio, e prima dell'arresto di Salvatore Riina, fu mai prospettata da Salvatore Riina la necessità di realizzare altri episodi di violenza che servissero in qualche misura ad agevolare l'evoluzione di quella che lei ha definito trattativa o interlocuzione? No, io per la precisione, non per coerenza, perché io non ho mai finito di trattativa, la trattativa l'ha fatto il generale Mori a Firenze, io parlo di interlocuzione. Allora, durante l'udienza per l'indagine preliminare, l'avvocato Cianferroni mi ha fatto una domanda sul tentato omicidio di Germanà. Da lì ho potuto ricostruire che l'omicidio di Germanà è di 14 settembre e quindi il dottor Riina mi dice ci vuole un colpetto per fare tornare questi a dialogare, che siamo ottobre-novembre. Che io gli avevo messo a disposizione, gli avevo illustrato che avevo la possibilità di poter colpire il dottor Grasso in quanto conoscevo l'abitudine che frequentava la suocera che abitava a Monreale, la suocera giusta che abitava a Monreale. E concretamente furono svolte delle attività in vista di questo progetto esecutivo nei confronti del dottore Grasso? Sì, avevo preparato un fiorino, avevamo preparato una chiave per aprire un tombino che si doveva collocare l'esplosivo dentro un trombino, questo dei telefoni dell'Enel. Questo di sua iniziativa o perché Riina? No, Riina, ci vuole un atto colpetto e quindi era questo l'atto colpetto a cui si è riferito prima. Quindi ero arrivato già a un buon punto, mi ero preparato il telecomando con i catanesi, che avevo acquistato il telecomando con i catanesi e che ho poi fatto modificare Biondino, quello che è stato trovato incontrato a Giambascio, e niente, a un certo punto dove vicino all'abitazione
della socia del dottor Grasso, c'era una banca e c'erano i sistemi di allarme attraverso le frequenze. E siccome noi dovevamo agire su frequenze, siamo stati un po' tentennati nell'andare avanti. E mi sono fermato, ho fatto sapere al dottor Rina, dico guarda, noi abbiamo questa difficoltà, non vorrei che nel momento in cui noi concludiamo andiamo a collocare il detonatore è pronto per azionare, non vorrei che qualche frequenza si mette nel mezzo e mentre che noi stiamo collocando ci rimaniamo noi. Dottor Rina a questa mia desistenza mi dice ok, ma non mi chiede di insistere di andare avanti, dice vabbè fermati e possiamo farlo. Tutto questo attraverso Biondino Salvatore non diretto, lui non mi manda, dice più niente, né di insistere né niente, completamente l'argomento si chiude. Io riprendo l'argomento di maggio, comincio a cercare, perché di maggio dopo il chiarimento a febbraio che avevo parlato all'inizio, invece di migliorare peggiora, avevamo deciso di eliminarlo. E quindi dopo che fra virgolette io non avevo più nulla da fare secondo il programma di Rina, mi impegno a cominciare a cercare Di Maggio per poterlo vedere dove era, dove non era, perché non era più a San Giuseppe, quindi stavo un pochettino cercando questa. Eravamo sotto le feste di Natale, che nel frattempo andava avanti, quindi ci siamo fermati, io pensavo prima di Natale poi lo postargo, poi Rina dice dopo le feste ci saremmo visti. 15 gennaio è stato arrestato e questa è la prima di arrivare alla testo di Rina, una domanda io le volevo fare, non dico di riepilogo, ma per la migliore comprensione delle cose. Nel lungo elenco che ha fatto stamattina di possibili vittime della strategia elaborata da Rina e dalla Commissione, lei il nome di Grasso stamattina non lo aveva fatto, ma ne aveva fatti altri, tra cui Mannino, prima ci ha detto era iniziata la fase esecutiva, poi è arrivato lo stop. La mia domanda è, visto che ha collocato i preparativi per Grasso a ottobre-novembre, che fine avevano fatto le vittime originariamente designate? Perché non si riprese l'attività nei confronti, ad esempio, di Mannino, che se ho capito bene era stato oggetto di un'attività già avviata esecutivamente? Perché si continua con i magistrati e non si ritorna alle vittime originarie? Dottor Tartaglia. E non gestivo io, era Rina che gestiva a chi dare l'incarico, c'erano solo io, c'erano tante altre squadre che agivano come si è venuto fuori, ma già lo sapevo prima che venissero fuori processualmente, il gruppo Graviano, il gruppo di Biondino, quindi a me mi dice fai questo o fai quell'altro, l'altro dice fai così e fai così, quindi era lui che gestiva. Io quando mi dice c'è bisogno di fare il tuo colpetto, perché chiedo scusa, non me l'ho rivendicato, era il nome fatto pure in quella riunione, pure in quella del dottor Grasso, quando vi ho detto poco fa che già gli avevo detto che c'era la possibilità di conoscere le abitudini, quindi quando serve lui, come si dice, lo sapeva e poteva puntare, quindi aveva detto agisci, nel senso che ci vuole un altro colpetto, e lui sapeva di Grasso e quindi mi aveva dato questo incarico. Lei nei mesi di ottobre, novembre o nei mesi successivi sente più parlare da parte eventualmente anche di altri, di attività esecutive nuove nei confronti di Mannino, Purpura, tutti i nomi che ha fatto prima, Vizzini, Andò? No, io non so nulla, io però non... Lei non ne ha sentito più parlare comunque. Signor Brusca, passiamo a un altro argomento, anche se in continuità ovviamente cronologica con questo discorso. Lei prima ha detto che incontrava frequentemente Salvatore Rina, ma lei ha continuato a frequentare e a incontrare Salvatore Rina anche nei mesi che hanno preceduto l'arresto di quest'ultimo? No, io l'ho incontrato dopo il tentato omicidio del dottor Germanà. Quello stesso giorno mi sono incontrato con quello stesso giorno mi ero incontrato con Bagarella che veniva da Mazzara del Vallo, che non sapevo che aveva commesso l'omicidio, e si incontra con il cognato, fratello di Giuseppe Marchese, e gli porta la notizia che si era cominciato a collaborare. Io mi incontro con Rina successivamente dopo 15-20 giorni, non mi ricordo più di tanto, e mi dice che questo fatto della collaborazione di Giuseppe Marchese l'aveva creato difficoltà all'interno di Cosa Nostra, e dice che ne pensi in riferimento a di mettere in atto vendette trasversive in versi familiari, siccome era cognato di Luca Bagarella, fratello di Antonino Gioè, non c'erano motivi per poter andare avanti, però Antonino Marchese perfetto, però dice mi ha messo in difficoltà
E due paroline che io mi ricordo, che le aveva creato problemi, però non mi ha detto che creava problemi per quale motivo, però le aveva creato problemi nel suo camminare, nel suo andare avanti. Tant'è vero che non ha messo nessuna strategia stragista, cioè vendetta trasversale nei confronti di Giuseppe Graviano e poi successivamente anche di Giovanni Draghi. Lei, in questi mesi a cui ho fatto riferimento, quelli immediatamente antecedenti all'arresto di Rina, conosceva il posto dove Rina trascorreva la sua latitanza? Qui forse sarebbe meglio correggere perché poi può rimanere registrato. Evidentemente non è Giuseppe Graviano. No, Giuseppe Marchese. Giuseppe Marchese. Stiamo dimenticando, è bene precisarlo perché poi rimane registrato in questo. Prego. Le dicevo, signor Brusca, se lei conosceva il posto dove Rina trascorreva la latitanza nei mesi che hanno preceduto l'arresto di Rina stesso. Questa volta, al contrario delle altre volte, non sapevo l'ubicazione, però sapevo che stava in mano ai Sansoni, sapevo bene o male la zona dell'uditore, però non ero stato mai a casa sua, in questa abitazione. In altre invece sì? Sì, sino a un'altra casa dell'uditore, un attico, a Mazzara del Valle, a San Giuseppe Ato, a Borgo Molara, li conoscevo tutti. E in queste abitazioni precedenti in cui è stato anche lei ha avuto modo di verificare se Rina custodisse all'interno di queste abitazioni documenti o materiale di interesse di Cosa Nostra? Sì, aveva in queste case, in quella di Mazzara del Valle, quella di Bagliarella, aveva 2 cassaforti, c'era uno studietto suo e c'era delle cassaforti dietro un quadro che custodiva ogni tanto la pipa e usciva e entrava documenti. In sua presenza? Sì, perfetto. Ha aperto e preso documenti dalla cassaforte? Sì, ogni volta per biglietti, così comunque apriva e vedevo che c'erano fascicoletti posteggiati. Invece quando era a San Giuseppe Iato, il suo segreto era una bombola di gas che c'era il tappo svitato con un perno montato sopra, però fatta a tono, non si vedeva che quella bomba era apribile. Una bomba di gas si posava così, ma all'interno c'erano documenti, c'erano tutta una serie di atti, non li ho mai letti e visti. Quindi non ne conosce il contenuto? No, però vedevo che c'erano queste cose. Tornando ai mesi prima dell'arresto di Rina, lei sa dirci sulla base delle sue conoscenze specifiche all'interno dell'organizzazione se in quel periodo storico quel posto potesse essere conosciuto da Bernardo Provenzano? Sì, totale. Come lo sapevo io, lo sapevo Bernardo Provenzano, che era molto vicino ai Sansoni. E da Di Maggio? Di Maggio sapeva di Biondino, l'autista che era a sua volta il suo referente. Biondino e anche Sansoni, Giuseppe Sansoni, che spesso lo accompagnava, Salvatore Rina, il fratello di Gaetano Sansoni. Senta, lei il giorno dell'arresto di Rina si ricorda dove si trovava lei personalmente? Ero davanti alla Sigros, zona San Lorenzo, vicino davanti a un bar, che ci dovevamo incontrare proprio con Salvatore Rina. Con chi era? C'ero io, Luca Bagarella, Gioia Antonino, era venuto mio fratello perché doveva ragguagliargli dei conti dalla cantina Calcio. Doveva venire Giuseppe Graviano, doveva venire qualche altro, però a un dato punto arriva Biondino Salvatore Corto, così chiamato, e dice andatevene, dice perché a quanto è successo una disgrazia. Biondino o Biondo? Biondo Salvatore, quello arrestato con lui, quindi Biondo Salvatore il Corto. A un dato punto arriva questo e dice, lui il Biondino? Sì. Purtroppo non è la prima volta. Comunque con l'indicazione del corpo abbiamo capito. Dice andate che è successa una disgrazia. Da lì ce ne andiamo, ci rechiamo nell'officina di Michele Traina, facciamo il 112 e già la notizia era che avevano arrestato Torino. Lei sapeva o ha saputo in quel momento dove si trovavano i familiari di Rina nel momento in cui Salvatore Rina fu arrestato? A casa, dove poi quella che è stata scoperta successivamente. E voi all'interno dell'organizzazione vi poneste il problema dei familiari di Rina in qualche modo? Pensaste a delle soluzioni per i familiari di Rina? Sì, io assieme a Luca Bagarella abbiamo cominciato a vedere di poter andare a prelevare
la moglie di Torrina, i nipoti, perché visto che non avevamo fatto la perquisizione come ci aspettavamo che avvenisse, invece non avveniva, avevamo verificato invece la perquisizione a casa di Biondino, l'avevano fatta nell'immediatezza, perché li mandai a Michele Traini, e non riuscivamo a capire come mai questa perquisizione non si faceva. Poi pensavamo può darsi che magari perché l'hanno arrestato in mezzo alla strada, non si riusciva a capire. Comunque lì per lì non ci poneva un problema, ci poneva solo come potere prelevare i familiari da casa. Allora io mando a chiamare Monticciolo Giuseppe di venire a Palermo, lo mandai a Corleone per chiamare o Giovanni o Francesco Grizzaffi, nipote di Salvatore Rina, in modo che lui si poteva presentare a casa, era l'unica persona liberi, si poteva presentare a casa della zia dicendo ho preso dalla televisione che avevano arrestato mio zio, hanno detto dove era, dove non era, quindi sono venuto qua per dare conforto, per risolvere. Ma siccome questa perquisizione non avveniva e non sapevamo come fare, allora ho girato l'ostacolo, anche perché Giovanni Grizzaffi non c'era, che altrimenti avremmo agito diversamente. È venuto Francesco Grizzaffi che tremava, si spaventava, non sapeva come affrontare, se mi fermano, se mi trovano, creava solo dei problemi. Dico alla fine, ma scusa, ma è tua zia? In sostanza questo qua si creava dei problemi, come giustificarsi. Allora cosa faccio? Mando a chiamare a Giovanni Sansone, genero di Salvatore Cancemi, che a sua volta è cugino dei Sansoni, quindi lui va dai suoi cugini, quindi può sapere, nessuno gli può dire nulla. Di prendere accordo per poter far uscire i familiari di Torrina. Questo incarico lo do a Gioè e alla Barbera, non c'è bisogno di venire qua, mettiti d'accordo con Giovanni in maniera che li potete far uscire tranquillamente. E così ho sintetizzato che c'è stato un va e viene, abbiamo concordato per l'orario quando dovevamo fare questo scambio, e a prelevarli era Giovanni, uno dei Sansoni li usciva fuori, li prendeva Giovanni Sansoni li portava vicino Pagliarella al Mangiavice Romeo, vicino Pagliarelli, là dovevamo fare un altro scambio. Chi c'era in questa tappa intermedia a Pagliarelli a ricevere Giovanni questo Sansone scambio? E in questa tappa intermedia c'era Gioacchino La Barbera e Gioè Antonino, che se li sono caricati il figlio e i 4 figli, la moglie e i 4 figli, i bagagli, valigie e quant'altro. Potevo dire un'altra cosa, il Presidente, che mi è venuto ora un flash. E la dica e poi ritorniamo. Che quando Rina mi ebbe a dire questo del papello, cioè eventualmente mi arrestano, guardaci che la situazione la sa Biondino Salvatore o Marzina Matteo Denaro, i picciotti, in riferimento a questi due, quindi se mi dovessero arrestare, guarda che questi due sanno bene o male come quello che stava succedendo. Questo chi l'aveva detto? Rina, durante uno di questi incontri, quando già si cominciava a vociare che poteva essere, lui sentiva l'odore che poteva essere tratto in arresto. E le fece questo discorso con un espresso riferimento a eventuali documenti? No, i picciotti sanno le cose. Erano a conoscenza della vicenda Barbera. Quindi Gioè e la Barbera avevano l'incarico di prelevare i familiari di Torrina, moglie, figlie, valigie, quello che avevano, e di portarli alla stazione e scaricare alla stazione. Loro dovevano attraversare, prendersi un taxi in maniera come se scendessero da un treno, venissero e andassene a Corleone. E questo è quello che abbiamo fatto. Se ho capito bene, il soggetto che prelevò materialmente dalla casa dove era Rina i familiari di Rina stesso fu Giovanni Sansone, e ha fatto riferimento prima a questa perquisizione che non arrivava, ma prima che Giovanni Sansone allora andasse materialmente a prelevare da via Bernini queste persone, fu fatto un vostro servizio di controllo per verificare se la zona fosse o meno attenzionata, oggetto dell'attenzione delle forze dell'ordine? L'hanno fatto i due Sansoni, cugino, io non ero presente, però so che l'avevano fatto loro ed si sentivano tranquilli. Senta, lei... per completare, sì, prego. A Gioè, alla Barbella ho detto, mi raccomando, quando li prendete, state attenti se c'è qualche macchina indietro, se c'è stato un siano pedinati, quando ritorno c'è tutto, altrimenti sarebbe arrivato pure da noi perché sono venuti direttamente
da noi che aspettavamo che il risultato, quindi non c'è stato nessun controllo. Dopo aver risolto il problema dei familiari di Rina, vi creaste all'interno dell'organizzazione Cosa Nostra anche il problema di eventuali beni, diciamo genericamente, di cose in possesso di Rina eventualmente contenute in quell'appartamento? Sempre io mi sono interessato, parlando con Bagarella, di poter prelevare quelli che erano in bentovaglie, vestiti, argenteria, quello che si poteva recuperare. Mi incontro con Angelo La Barbera, che a sua volta è il capofamiglia dei Buscemi, dei Sansoni, e gli dico: Angelo, vediamo di risolvere questo problema. E lui si interessa a fare sgombrare tutto e mi fa avere solo l'argenteria. Tutto il resto, c'era pellicce, c'erano biancherie, il corredo di Matrice, tutto quello che c'era mi hanno detto che l'avevano bruciato. E quando ho detto questa cosa a Bagarella si è un po' adirato, arrabbiato, che avevano la rogna, si spaventavano a uscire, perché in particolar modo per il corredo di famiglia fatto a mano, le lenzuola, tutta questa roba qua. Tra le cose bruciate le fu detto se vi fossero anche documenti o meno? No, si parla di vestiario. Un'indicazione temporale che è sfuggita prima: quanto tempo dopo l'arresto di Rina Sansone si recò a prelevare i familiari di Rina e quanto tempo dopo lo stesso arresto la Barbera, detto Angelo La Barbera, si è recato a prelevare i beni? Riesce a datare questi due momenti? Con i familiari in giornata allo stesso giorno di Rina, cioè quando poi tutta la televisione hanno parlato che la sera stessa si recò a Rina. E noi l'abbiamo fatto intorno alle 6:30, alle 7 di pomeriggio, a giallo imbrunire. Quindi quello stesso giorno dell'arresto? Sì. Invece quanto riguarda il fatto di togliere le cose, io mi sono incontrato con Angelo Barbera 3-4 giorni, quando poi realmente l'hanno fatto non lo so dire. A distanza di tempo mi hanno detto che l'unica cosa che avevano conservato era l'argenteria, tutto il resto l'avevano bruciato. E la notizia della perquisizione fatta da Biondino quando vi era arrivata? Subito, perché io mando a Michele Traina a vedere se avevano fatto la perquisizione a casa di Biondino e arrivano contemporaneamente, che lui si reca con la moto, anche se sono a Brancaccio, però aveva un'Honda 600, un Transalp, e mi dice che addirittura, che gli spiegavo, lui non sapeva dove abitava Biondino, gli dico la casa, la strada, il numero, che lo conoscevo, e dice sono arrivati in contemporanea. Addirittura il carabiniere appena per lo sportello lo fa cadere dalla premura per l'agitazione di andare a fare per questa perquisizione A Michele Traina. Quindi lo vediamo nell'immediatezza che fanno la perquisizione a casa di Biondino. Ma poi successivamente, nei settimane o nei mesi successivi, all'interno dell'organizzazione avete mai avuto la notizia di una perquisizione effettivamente svolta nei luoghi frequentati da Rina o in altri luoghi? Sì, è stata fatta una perquisizione che non aveva niente a che vedere con la casa di Rina, e con Bagarella commentavamo: ma che senso ha, ma che stanno facendo, qual è il motivo di far andare, fra virgolette, la buffonata, chiedo scusa, non è per in quel momento, così l'abbiamo chiamato. Dove era stata fatta questa perquisizione? In una casa che non c'entrava niente con la casa di dottor Rina. E quanto tempo dopo l'arresto? Ma 15-20 giorni, non mi ricordo con precisione. E il commento è una buffonata, chi glielo fece? Ma tra me e Bagarella, per dire: ma perché c'è la casa di Rina? Lei questa casa come la individua, come sa qual è? Perché c'è Bagarella che c'era andata a casa di suo cognato, quindi non c'entra niente. No, mi riferisco a questa della buffonata. Che hanno fatto la perquisizione alla casa di Rina, dalla televisione. L'ha visto in televisione? Sì, dai mezzi di informazione. Il servizio che fu trasmesso all'epoca. Sì, infatti ci sono presi, ma che c'entra? Lei dà per presupposto tanti fatti che... No, chiedo scusa, purtroppo questo è un difetto che Dico, per specificare, ci può dire se ricorda se facciamo riferimento alla perquisizione presso il fondo Gelsomino? Precisamente, sì. E le dicevo, il commento una buffonata invece da chi le fu fatto? Era in particolar modo tra me e Bagarella, per non escludere anche Gioela Barbera, però particolarmente tra me e Bagarella, che non si capiva la ragione di andare a fare questa perquisizione in questa casa che non c'entrava nulla. Lei ha avuto notizia di lavori, lo dico genericamente, di ritinteggiatura
o lavori omogenei di questo tipo fatti dopo l'arresto di Rina all'interno di quella casa? Ho saputo, come lo sappiamo un po' tutti, nello specifico non sono all'interno, ci non è stato, mi ha detto, è stato fatto delle modifiche, no, non l'ho saputo. Quindi non l'ha saputo all'interno dell'organizzazione? No. Ho saputo del prelievo delle massarizie, ripeto, tutta quella roba lì, però di tinteggiatura, quello che poi abbiamo saputo successivamente non lo sapevo. Dopo l'arresto di Rina ebbe modo di commentare la notizia dell'arresto con altri esponenti di Cosa Nostra? Ma lì per lì, infatti, che veniva attribuito il merito a Di Maggio. Questa cosa a me mi dava dispiacere perché ero un uomo d'onore della mia famiglia, quindi cercavo di qualche modo di rivendicarlo per mille motivi. Però strada facendo, più andavamo avanti, più questa cosa non ci convinceva. Il primo segnale fu quando il suicidio del maresciallo Lombardo alla caserma Carini, se non ricordo male. Perché fu un segnale il suicidio del maresciallo Lombardo? Perché dice che lui aveva dichiarato che aveva partecipato alla cattura, c'era uno dei promotori della cattura di Rina e che è stato il suo contributo fondamentale. Allora non mi ricordo con precisione, mi ricordo che però Bagarella dice tu sei partito, ci sapevo, ci avete fatto suicidato, avete cercato e avete ammazzato io. Cioè si era saputo, provo a sintetizzare, si era saputo che il maresciallo Lombardo aveva avuto un ruolo nell'arresto di Rina? Un ruolo determinato non mi ricordo le parole precise, mi ricordo si è saputo questo. In questo caso lei si riferisce sempre alla stampa, ovviamente. Perfettamente. E poi ci sono i commenti tra me e Bagarella, nel senso che se avesse saputo che questo avesse avuto questo ruolo particolare. Quindi voi apprendete in questo senso dalla stampa che il maresciallo Lombardo aveva... Perfetto. Dice se sapevo così invece di suicidarti ti avrei cercato io ti avrei ammazzato. Ma al di là delle notizie che avete appreso dalla stampa, voi avevate ragione di pensare ad un soggetto preciso che potesse avere rivestito il ruolo di confidente del maresciallo Lombardo in relazione a questa vicenda di cui stiamo parlando, cioè l'arresto di Rina? Poi da lì è come sono cominciato tutta una serie di retropensieri e quindi si cominciò a valutare diversamente che Di Maggio cominciava a sminuire la figura di Di Maggio, che a un certo punto capiamo che Lombardo poteva essere collegato con un certo Brugnano, confidente di Partinico, e quindi confidente di Partinico poteva essere collegato a soggetti all'area, tra virgolette, provenzaniana. Per esempio a chi era legato Francesco Brugnano? Francesco Brugnano conosceva tutti gli uomini donne di Partinico, in particolar modo Mommo Salvia e altri soggetti molto vicino agli uomini donne di Cosa Nostra, che questo qua, oltre ad essere confidente, era pure trafficante di sofisticatore di vino e via dicendo, un po' tutti a Partinico, commercianti, quindi la conoscevano tutti e tutti. Lei sa in particolare se Brugnano conoscesse o frequentasse Francesco Lo Iacono? No, io non lo so, però sono certo che frequentava, cioè conosceva tutti a Partinico, questo ne sono certo, che una volta Geraci Antonini, il giovane, quello che è stato ucciso poi successivamente, era molto amico di Salvatore Lupe, era amico di Giovanni Bonomo, era amico di quasi di tutti, amico, conoscente, ora la parola amico è un po' grossa, conoscente di tutti gli uomini e donne di Partinico. E queste persone di Partinico che frequentavano Brugnano, all'interno di Cosa Nostra, se lei le dovesse ricondurre ad un soggetto di vertice, ad un esponente di vertice di Cosa Nostra, chi li ricondurrebbe come area di influenza? In quel momento Francesco Lo Iacono era molto vicino a Bernardo Provenzano, che era il rappresentante della famiglia di Partinico, che Geraci Antonino il Vecchio era arrestato. Quindi il rappresentante di Partinico era dell'ala provenzaniana? Sì, era successo un fatto che a un certo punto io, per conto di Salvatore Rina, vado a chiedere una cosa a Francesco Geraci, a Francesco Lo Iacono, e costui si rivolge a Provenzano. Provenzano va a verificare con Rina e quindi scopriamo che c'è questo collegamento con... E Rina mi dice dice molto vicino all'amico, cioè al mio paesano, il solito commento ironico. Ah, questo gliel'ha detto Rina, sì, le dice Brugnano è molto vicino al Lo Iacono.
E quando prende piede insomma, questo discorso di Brugnano, voi, e mi riferisco però in questo caso in particolare a lei e alle persone più vicine a lei come ad esempio Bagarella, avevate programmato un'attività nei confronti di Brugnano? Sì, volevamo prenderlo, Bagarella no, ma perché già era stato arrestato, o era arrestato o stavo per essere arrestato. Questa attività la portavo avanti io con... Che attività, scusi signor Busco? Volevamo prelevare Francesco Brugnano per fargli delle domande, che il sospetto cominciava a diventare più concreto. E c'è chi ci ha anticipato di qualche giorno. Quindi... no, ci ha anticipato, ha portato avanti l'omicidio, però non ce l'ha fatto interrogare. Quindi voi non volevate ucciderlo in prima battuta, se ho capito bene, gli volevate fare delle domande a Brugnano? Sì, volevamo capire chi aveva passato la confidenza a Marcello Lombardo e dove l'aveva preso, che eravamo convinti che lui sapesse. Ma poi all'interno di Cosa Nostra avete saputo chi aveva fatto uccidere Brugnano? Sì, l'ho saputo da Francesco Francesco, questo è molto suicida in carcere, non mi viene in questo momento il nome. Francesco Di Piazza, che era il capofamiglia di Giardinello, era molto amico di Padre Coppa e del fratello, che a sua volta questi qua erano amici di Brugnano, e Francesco Di Piazza dice: guardi che noi vorremmo, che erano pure parenti, Brugnano con Padre Coppola e con Francesco Coppola, amici di Provenzano, stretti referenti di Provenzano. Quando li chiamo, guardi che noi abbiamo bisogno, non sapendo come fare per prenderlo vivo, questi avevano la possibilità in quel momento che lo potevano agganciare. L'hanno agganciato, però ce l'hanno fatto trovare morto. E lei sa chi materialmente ha preso la decisione di uccidere Brugnano? Francesco Di Piazza mi ha detto che se non giustificava questo si reagiva, non so, hanno dovuto, con la scusa l'hanno dovuto fare urgentemente, che noi volevamo parlarci prima di uccidere, invece loro hanno fatto tutto. Chi l'ha commesso, vedo me l'avrebbe detto, non me lo ricordo. Le faccio più che altro per precisazione e per aiuto alla memoria, le chiederò poi una specificazione su questo. Una contestazione dal verbale del 21 maggio 2009, pagina 148. La domanda era sempre chi deliberò l'uccisione di Brugnano. Lei risponde: la volontà era di tutti, però anche questa morte ce la siamo ritrovata così sulle mani. Le supposizioni sono state diverse, ma non c'è stato mai una certezza. Abbiamo deduzioni su chi l'abbia potuta commettere. Allora, in relazione a questa risposta le dico innanzitutto di spiegarci meglio questa incertezza e poi, se le deduzioni furono fatte in ambienti qualificati di Cosa Nostra, se ci può riferire quali furono queste deduzioni che voi avete fatto sull'eliminazione di Brugnano. Allora, forse anche se per la verità è abbastanza spiegato, comunque se vuole, stessa cosa. perché sostanzialmente non mi pare che sia oggetto di contestazione. Quando dico tutti, in quel momento non mi ricordo se Bagarella era ancora arrestato o era stato arrestato, mi riferisco a tutti, io dico Francesco Di Piazza, io Vito Vitale, quelli che è il gruppo in cui stiamo aggiustando questa cosa. Chi l'ha commesso i Coppola non ce l'hanno mai detto, siamo a deduzioni chi l'abbia commesso materialmente, se l'hanno fatto loro, hanno la trappola, i contatti erano loro sapevano chi l'ha commesso, come sono andati i fatti, ma non ce l'hanno voluto dire. Si dice abbiamo dovuto farlo perché, però se sono stati loro. Quando dice loro si riferisce a Di Piazza? No, Coppola e compagni. Coppola e compagni. Questo Coppola... Il fratello di Padre Coppola, il nipote di Padre Coppola, la famiglia Coppola. Famiglia di sangue dei Coppola. Le faccio una domanda diretta. Lei all'interno di Cosa Nostra ha mai sentito voci sulla riconducibilità dell'arresto di Rina ad una soffiata di Provenzano? C'è stata una voce, ma che abbiamo subito ritenuta priva di fondamento. Se vuoi la spiego. Ci dica qual era questa voce. Dopo l'arresto di Rina arrivò una Santi Pullarà
mi dice che attraverso uomini di Catania, vicino a uomini d'onore di Catania, cioè uomini di Catania che frequentavano personaggi di Palermo, però vicino e precisamente al genero di Polverento, Malpassoto, avevano fatto sapere che c'era un maresciallo, un ufficiale dei carabinieri, che dice che aveva visto la moglie di Provenzano incontrare e parlare con un carabiniere. In più questo soggetto aveva detto che durante la perquisizione a casa di Biondino avevano trovato soldi dentro una busta di plastica, miliardi, centinaia di milioni e quant'altro. Questa notizia falsa. In più, conoscendo i soggetti e questa notizia dei soldi che non era vero, in più c'era questa notizia che la moglie di Provenzano si andava a incontrare con questo capitano in mezzo alla stanza, si faceva vedere da tutti, quando Provenzano passava a dire andate a seguire Tizio che a Sembrone ci è arrivata subito, non aveva bisogno di questa strategia. Più la notizia, la fonte erano come si è saputo, perché poi questo signore questo carabiniere è stato arrestato assieme a un certo Romano, questo ufficiale dei carabinieri 96-97, che era mezzo furfardino, e secondo noi avevamo fatto la votazione che andava in cerca di qualche compenso per queste presunte notizie che portava fuori, quindi l'abbiamo subito archiviata come... Ma non so se l'ha detto e mi è sfuggito, questa cosa a Santi Pullarà chi l'aveva detta delle frequentazioni della moglie di Provenzano con un carabiniere? L'aveva detto questo Romano, fratello di Paolo Romano, che a sua volta era amico di questi catanesi. Questi catanesi erano amici di questo carabiniere, che a sua volta questi catanesi che avevano contatti con Palermo, che frequentavano un ristorante in via Regione Siciliana, erano amici del genero di Pulvirente, il Malpassoto che si è chiamato. Questa notizia poi a me, oltre a Santi Pullarà, me la fa avere anche Eugenio Galea, e subito gli abbiamo detto Eugenio, non c'è niente di concreto. E le fu detto anche quando girò questa voce a quale eventuale corpo speciale o corpo squadra territoriale appartenesse questo carabiniere che aveva avuto contatti con la moglie di Provenzano? Fu un dettaglio che fu riferito da Santi Pullarà oppure no? No, si faceva riferimento che lavorava a quanto pare alla caserma di Carabinieri di Carini, di Palermo, perché parlava di dettagli dell'arresto, cioè della perquisizione a casa Biondino, quindi dava notizie di una persona che era all'interno di questo gruppo, però chi era, chi non era, era un carabiniere, cosa sapesse sinceramente non lo approfondì, perché da subito abbiamo capito che era una notizia che non reggeva. Allora io le faccio una contestazione su questo punto per farle poi una domanda di specificazione. Verbale già più volte menzionato, pagina 146. La domanda è sempre quella della voce. Lei risponde: se non ricordo male la portò mio cugino Santi Pullarà, che l'aveva saputo da un maresciallo dei carabinieri che apparteneva al ROS. Oggi sono stato più dettagliato, perché come assolto mio vado subito ho fatto tutti i passaggi intermedi come se ci sono arrivato. Oggi ho detto la stessa cosa specificando i dettagli. Conferma però anche, dico, questa appartenenza al corpo, al ROS? Sì, confermo, credo che fosse il ROS, un carabiniere del ROS, sì. Quando parlo all'arresto di Rina, quindi il riferimento era implicito, nel senso è il ROS. Senta, ma dopo l'arresto di Rina, dal punto di vista dell'organizzazione del potere... Un attimo, forse voleva intervenire l'avvocato... No, perché avevo richiamato quello già menzionato, 21 maggio 2009, pagina 100. 21 maggio 2009, inizio della pagina. Le stavo chiedendo, signor Brusca, dopo l'arresto di Rina, dal punto di vista della organizzazione del potere all'interno dell'organizzazione, appunto, che cosa succede? Quali sono, se ce le può sintetizzare ovviamente, le conseguenze nell'immediato? Allora, nell'immediato, come avevo accennato stamattina, la prima riunione che io faccio la faccio con Raffaele Ganci, Biondo Salvatore Corto, Cancemi Salvatore e Angelo Barbera, che io non avevo mai visto nelle fasi esecutive, attenzione, quando si stabiliva il da farsi.
Quindi io in quella fase mi limito solo ad ascoltare. E il primo che rinnega l'operato di dottor Riina, lo critica in maniera molto, non dice parole, però che non condivideva la sostanza, gli effetti, quello che stava facendo, fu Raffaele Ganci. Dice, vabbè, ma quello che abbiamo fatto, sbagliato, giusto, non lo so, però ci dobbiamo calmare. Quindi il primo che si defila dal progetto andare avanti, quello che erano le indicazioni di Riina. Queste parole che io solo vi ascolto, Raffaele Ganci li trasferisce a Giuseppe Graviano dicendo che io ero d'accordo a questa fase di stallo. E io, Bagarella è venuto da me rimproverandomi, dice, ma tu come ti sei ritirato indietro in questa strategia? No, io non mi sono ritirato indietro, se facciamo un confronto, chi sbaglia paga. Io mi sono limitato ad ascoltare, non ho parlato perché c'era Angelo La Barbera e non sapevo se non sapeva cosa gli avevamo detto. Se io prima di avventurarmi su fatti che non mi riguardano ci vado un po' cauto, quindi facciamo un confronto che io non intendo, in quel momento io ero nella fase più convincente di andare avanti quella che era la strategia di dottor Riina. Quali persone erano di questa idea, cioè di andare avanti con la strategia violenta, quella delle stragi? Dopo questa prima ritirata di Raffaele Ganci e Cancelli Salvatore e in parte Biondo il Corto, che poi riemerge e si mette a disposizione, ci sono da un lato questi tre, Michelangelo La Barbera, Raffaele Ganci e Cancelli Salvatore, fanno un gruppo. Quello da sempre, Provenzano, Petraliere, Giuffre, sono 5 in tutto, Giuffre, Aglieri e Carlo Greco, Benedetto Spera e Bernardo Provenzano. Quest'altro gruppo sono stati sempre in qualche modo non estranei, messi in un contesto diverso, però attenzione, perché quando sento dire Angelo è bravo, quando dottor Riina questi signori li chiamava, si mettevano sempre a disposizione per qualunque cosa. Dottor Riina li tenevo così, ma erano a disposizione, quindi togliamo questi angioletti di mezzo, perché poi delle stragi ne godevano i benefici. Mi dispiace, però questa è la realtà dei fatti, degli cosiddetti violenti, assassini. Il Ministero le aveva chiesto invece chi c'era dall'altra parte. Chiedo scusa. Quindi dall'altra parte c'ero io, Leoluca Bagarella, Giuseppe Graviano, il biondo Salvatore il Corto rientrato, Portanova in quel momento era vuota perché quindi Portanova era con Raffaele Ganci, questi 4 non mi ricordo, e poi c'era anche assieme a noi Messina Mattodina, anche se era Trapani, e Vincenzo Sinacori. In questo ordine di schieramenti Madonia dove lo colloca? Madonia, Antonino Madonia, se non ricordo male, era arrestato, però conoscendolo quello era il primo di tutti a scendere in campo. E Santa Paola invece? Santa Paola, per quelli rapporti che vi ho detto poco fa, erano d'accordo. A un dato punto è successo che io sono stato, fra virgolette, un po' accantonato per volontà di Bagarella, poi sono rientrato nel gruppo e poi mi sono incontrato con un certo Campanella, se non sbaglio, che voleva capire un po' quello che stavamo facendo, che già sapeva qualche cosa che stavamo facendo e che lo dovevano partecipare anche all'attentato di Maurizio Costanza, stabilito sempre in quella riunione che ho dimenticato di dirlo oggi. Quindi anche loro dovevano partecipare all'attentato a Maurizio Costanza a Roma con la loro squadra, quindi una sorta di chiarificazione di quello che era stato fatto e qual era l'obiettivo. Qual era l'obiettivo? Che si intendeva fare, se c'era novità, cosa si intendeva fare, e in quella fase io gli ebbi a dire che loro, se volevano, potevano continuare scegliendo a loro a piacimento un'opera d'arte, un valore artistico, comunque sia un progetto, potevano fare quello che volevano. E in questo momento, quando fate questi discorsi, la posizione assunta all'interno di Cosa Nostra Provenzano qual è?
Provenzano, come ho detto poco fa, quando abbiamo avuto quell'affronto dopo la posizione formale subisce la volontà di Bagarella e di tutto il resto, però non è che era all'oscuro, sapevo quello che stavo facendo. Lei ha fatto riferimento prima, non ricordo se stamattina o all'inizio del pomeriggio, a un discorso fatto da Bagarella al Provenzano, quello del cartello al collo. Innanzitutto lo può collocare nel tempo e ci può dire dove ci fu questo incontro e soprattutto se lei fu presente personalmente a questo incontro. Sono stato io per prima a parlare del cosiddetto, questi sono fatti sotto, è avvenuto a Monte Menzagno, oggetto poi di sopralluogo con le forze di polizia, con la DIA, che l'ho individuato, quindi è stato individuato e trovato. Credo che siamo febbraio, marzo, dopo l'arresto a Rina. E questo discorso del cartello al collo che cosa voleva significare, se ce lo può dire sinteticamente? Che Bernardo Provenzano non era d'accordo con la strategia stragista, quella portata avanti da dottor Rina, al solito suo voleva fare le cose ma sempre in modo con effetti meno non mi viene la parola, meno eclatanti. Dimostrativi e andare avanti. Invece Bagarella dice no, noi andiamo avanti, non facciamo niente in Sicilia, però al nord possiamo fare quello che vogliamo e tu ti metti il cartello, dai, iscritto, ci scrivi, io non so niente. Era una provocazione in ma sostanza. Totale, provocazione è un vedere, sei miserabile in sostanza, dice noi andiamo avanti, tu al solito tuo, tutte e due le cose. E questa idea quindi di spostare il teatro delle azioni di chi fu? Fu di Bagarella o di Provenzano? No, spostare il luogo? Sì. Questo spostare il luogo fu di mia, Bagarella, Messina Mattedani, in un incontro avuto a ridosso del sequestro di Giuseppe Di Matteo. Poi invece l'hanno portato loro senza più di me, questi progetti dinamitardi senza più la mia presenza. Ora ci arriviamo a questo suo, diciamo, allontanamento, ma la cosa che le volevo chiedere in relazione... Perché sotto il profilo temporale qua dovremmo approfondire un po' meglio, per la verità. Quando lei dice a ridosso... Ora... cerchi di... Faccia mi rendo conto perché sia per la stanchezza sia per il tempo trascorso, ma forse qua dovremmo essere un po' più precisi. Può essere, ha ragione lei. La strategia stragista, dunque, quando stabiliamo c'era ancora Gioè libero, Gioè viene arrestato a marzo del 93, aprile, ma credo marzo 93, e quindi già avevamo stabilito il da farsi, che se abbiamo un incontro a casa un certo Vasile a Santa Flavia, vicino all'hotel Zagarella dei cugini Salvo. Dopo viene arrestato Gioè, poi viene arrestato Di Matteo e già cominciano gli attentati. Io vengo quindi già ci sono gli attentati. Quindi io vengo allontanato dal progetto perché Gioè appena viene arrestato gli manda a dire attraverso il fratello che dalle intercettazioni di Vioghetti molti discorsi che di questi attentati avevano già nome e cognome, quindi statevi calmi perché già si è fatta una cosa, c'è l'indirizzo ben preciso. Questa cosa Gioè ve la fa sapere dopo il suo arresto? Sì, con che canale Gioè vi fa sapere? Con il fratello Mario, personalmente a me. E che vi dice su Vioghetti Gioè? Non mi poteva, perché consideriamo che sono un colloquio, mi dice guarda che tutte cose sono fuori, Costanzo, parole crepittate fra di loro durante un colloquio, però è preciso. Costanzo guarda che si sta fuori, perché mi aveva detto che gli avevano fatto ascoltare, non so se la DIA, ufficiale di polizia, non so chi, gli avevano ascoltare le registrazioni. Ma a Vioghetti che cosa c'era? C'era un covo di Gioè che già si cominciava attraverso la dichiarazione di Marchese
già si cominciava a vedere pendinamenti, forze di polizia, quindi non è che sono arrivati così. E quindi cercavo questo covo, avevano trovato questo covo che era poi a volta individuato, gli avevano messo le microspie e quindi ascoltavano tutto. E che in questo covo di via Ughetti lei sa chi c'era materialmente? Prevalentemente lo utilizzava Gioè e la Barbera, ma lo utilizzavano per incontri con altri uomini d'onore. Io non ci sono mai andato. E quindi eravamo rimasti a Gioè che vi fa sapere tramite il fratello che nelle conversazioni di via Ughetti c'era qualcosa sugli attentati. A questo punto il primo modo è quello di Maurizio Costanzo. Con particolare riferimento a Maurizio Costanzo. Sì. A questo punto che cosa succede? Quando lei ha questa notizia su Gioè, che le arriva da Gioè? Io chiedo a Bagarella, gli faccio presente la cosa, ci dico aspetta un attimo, vediamo che cosa viene fuori, perché andare a fare commettere questi fatti è come metterci la firma. Questi fatti Bagarella poi ho saputo dopo che mi ha a sua volta ritenuto miserabile perché non mi volevo defilare quando non era così, è andata avanti perché poi ho letto dai giornali quello che stava facendo. Poi vengono messi i mandati di cattura, si era saputo prima della collaborazione di Di Matteo, prima che venisse fuori già avevamo avuto degli accenni. C'è una sorta di baciata con Bagarella e quindi come ritorsione mettiamo in atto questo tremendo fatto. Che a sua volta doveva gestire Giuseppe Aggraviano, a Brancaccia invece me lo collano tutto da solo, che per me è stato difficoltoso poterlo portare avanti. Quindi questo è un po' Qual è questo tremendo fatto? Il sequestro è di Giuseppe Di Matteo, durato 2 anni e qualche cosa. Quindi venendo incontro anche alle esigenze di indicazione precisa dal punto di vista cronologico, posto il dato obiettivo io le do, e cioè che l'arresto di Gioè è del 19 marzo del 1993, quanto tempo dopo questa data ci sono questi discorsi e quanto tempo dopo lei in qualche misura si sfila da questa... No, io non mi defilo, gli faccio presente questa situazione, dico aspetta, e vengo considerato miserabile e mi mettono fuori, cioè loro vanno avanti e mi chiudono in un angolo secondo la loro ragionamento. Quando io le chiedo fermate un attimo, vediamo quello che succede, invece loro sono andati avanti. Ma da quello che lei sa, gli attentati del 1993, quelli poi proseguiti di cui stiamo parlando, erano legati, e se sì da quale rapporto, al discorso del papello o comunque della trattativa? Era una finalità a fare tornare questi attentati del nord sono tutti finalizzati a fare tornare questi a trattare, questi contatti che ha avuto Rino. Perché c'era stato un allontanamento, un raffreddamento? È quello che ho detto poco fa, che si erano bloccati, a un certo punto dice sono assai, poi non ho avuto modo più di poter specificare. Con Rina erano assai e c'è qualche cosa che le potevamo dare. Poi non so gli sviluppi quali dove sono arrivati, so solo che con Bagarella e con Provenzano prima e con Bagarella dopo questi attentati erano per riaprire questo dialogo. Costringere chi era di competenza o trovare un altro soggetto o andare a trovare Torino in carcere, un po' come ai tempi della seconda guerra mondiale. Lei poi, dopo questo momento di allontanamento, lo dico io genericamente, riprende i contatti col gruppo a cui ho fatto riferimento, cioè quello di Bagarella, o comunque riprende i contatti con l'esecuzione di questa strategia, sì, con la prosecuzione sì, di questa strategia? In che momento? Credo... Quindi siamo prima dell'attentato a Salvatore Contorno, perché loro avevano fatto un attentato e non gli era esploso il detonatore, avevano bisogno loro dei detonatori elettrici perché li erano finiti e io li rifornisco, e abbiamo avuto un chiarimento con Leoluca Bagarella, quindi siamo prima dell'attentato a Salvatore Contorno, quindi si può individuare benissimo la fase. A posto che lei ha detto che quindi la finalità era quella di riavviare i contatti, di costringere quelli a tornare a trattare, e posto anche che lei prima
quando ha descritto l'incontro Provenzano-Bagarella, ha detto Provenzano aveva la stessa finalità ma con altri metodi meno eclatanti. La domanda è, lei sa se Provenzano propose concretamente delle alternative alla strategia delle stragi per raggiungere quelle stesse finalità? No, non lo so. Con Provenzano non ho mai, tranne quell'occasione, non ho mai trattato l'argomento. Senta, sono per la mia parte le ultime domande. Lei prima ha fatto riferimento ad un commento fatto da Leoluca Bagarella su Ciancimino, commento dispregiativo. Le mie domande su questo punto sono queste. Innanzitutto, se il commento riguardasse Ciancimino, Vito o altri della famiglia Ciancimino. E in secondo... L'ha detto, per la verità l'ha detto. Ha parlato di allora, un figlio, non sapevo chi era quale, ma ha parlato e allora, di un figlio. in secondo luogo, nonostante appunto il carattere dispregiativo del commento, se può riferire alla Corte quale fu questo commento? Primo, la parola più importante è sbirro, cornuto, lo deve ammazzare. Poi quella che mi ha colpito sbirro, che senso l'hanno avuto sempre assieme, mi dice che le hanno fatto un sacco di favori, hanno commesso omicidio, lo dice gli additi come sbirro, è peggio di dire cornuto, è peggio di qualunque altra parola. Perché Ciancimino lo ritengono un corleonese, come una persona loro. No, un minuto, lei ha parlato del figlio. Dispregiativo. Sì. Ora sta facendo riferimento a quello che ci ha detto a proposito degli omicidi fatti e quindi il padre. Sì, però me lo racconta quando sbirra al figlio e dice noi per il padre abbiamo fatto questo. Quindi come in questo senso. Sì. E lei chiese a Bagarella il perché di questa espressione che all'interno di Cosa Nostra ha sicuramente un significato peculiare. Chiese a Bagarella perché lo chiami sbirro? No, purtroppo sono rimasto così, ho sentito, non ho avuto la necessità in quel momento di poterlo chiedere, pensandoci di ritornarci. Sono un po' stato deviato, però lì per lì poi disse no, ma qua c'è un'altra cosa, il fatto che non pagava più il pizzo per Alcamo, quindi perdeva tempo, trovava giustificazioni. Sono stato un po' deviato da questo fatto, ma ci sarei ritornato. Forse lo ha detto, ma lo riprendiamo. Può datare questa occasione in cui Bagarella chiamò sbirro il figlio di Ciancimino? Fu in occasione della mecanizzazione di Alcamo che lui ritardava a pagare questo pizzo, credo siamo nel 94. Sa se c'erano state in quel momento notizie giornalistiche riguardanti Ciancimino Vito o Ciancimino figlio, collaborazioni, propositi di collaborazioni di Ciancimino Vito in quel momento? Ma c'era una cosa verso il padre, ma una cosa ritenuta molto non insignificante, non so altro. Senta, di tutte le stragi e altre azioni violente di cui abbiamo parlato fino a questo momento, partendo da Lima e comprendendo Capaci, via D'Amelio e poi gli attentati del 93, lei è a conoscenza se uno o più di questi fatti eseguiti da Cosa Nostra furono rivendicati con il ricorso ad altre sigle? No, non ne so nulla. L'unica rivendicazione che so quando Santomazzei andò a posizionare un proiettile di artiglieria a Giardino dei Popoli. E quale fu questa rivendicazione? Dunque, dopo la strage di Via D'Amelio, del dottore Borsellino, erano stati presi i detenuti dei vari carceri e portati a Pianosa, in particolar modo Pianosa e Senare. È cominciato, non è su 41 bis, ma cominciato il maltrattamento. E arrivavano notizie dai carceri questa situazione. Quindi come primo impatto in quel momento storico interessava fermare il maltrattamento. Ed eravamo disposti alla qualunque, pur di metterci davanti al carcere e uccidere la prima guardia che usciva pur di rivendicare questo fatto. Allora, parlando con Mazzei, con riferimento alla valutazione di Bellini e tutta un'altra serie di circostanze, Mazzei fu partecipe a questi discorsi. Mazzei poi aveva problemi per i fatti suoi e partì per il nord Italia. Lui sapeva dove noi abitiamo. Forse sarebbe meglio le precisassi innanzitutto chi è Mazzei. Santo Mazzei, uomo d'onore fatto nel mese di luglio del 92 della famiglia di Catania, alla presenza mia e di Luca Bagarella e di Gio Antonino. Benissimo. Prima era un criminale comune. Vada avanti.
quindi parte Mazzei. Parte Mazzei, a un certo punto rientra di questo ritorno da questo viaggio che si era fatto al nord. Lui sapeva che noi abitavamo, io e Bagarella, che era in base di appuntamenti nostri, che in quel momento sfruttavamo la casa di Gaetano San Giorgio a Santa Flavia, bussa alla porta, entra tutto agitato, accende la televisione, siccome chi lo conosce parla che non si capisce bene, se non scandisce bene le parole, prima di capirlo abbiamo dovuto impiegare un pochettino perché è un po' agitato. Quindi accendiamo sul televisore perché pensava che lui dal TG1, TG2, TG3 avrebbe dovuto dare questa notizia che aveva posizionato questo proiettile di artiglieria, aveva fatto una telefonata di rivendicazione, ma con specifico agli maltrattamenti di Pianosa e l'Asinari. E chi aveva fatto questa telefonata di dire se non la finite facciamo saltare tutto, questo è quello che diceva. E non mi ha detto le parole, ma non ho usato né falange armate né nient'altro, con riferimento ai maltrattamenti di Pianosa e l'Asinari, questo era il suo. Quindi voleva legare l'episodio alla sì. questione dei maltrattamenti, ma non ci fu nessuna sigla No. o utilizzo di altro. Lei però ha appena menzionato la falange armata, allora io le chiedo come ha preso l'esistenza di questa sigla? La do la domanda e poi per quello che sento processualmente. Poi, Comunque all'interno di Cosa Nostra ne ha mai sentito parlare? Nelle riunioni della commissione? completamente no, assolutamente no. E dopo l'esecuzione, a prescindere da quello che lei ha sentito all'interno di Cosa Nostra, dopo l'esecuzione di questi atti di violenza, dalla stampa, dai giornali, avete mai sentito che alcuni dei vostri atti di violenza venivano rivendicati con questa sigla? Non come sua conoscenza all'interno dell'organizzazione, come conoscenza pubblica? Sì, sì. E che cosa dicevate? Cosa pensavate? Come commentavate questa rivendicazione dei vostri atti con la sigla della Falange Armata? Guardi, almeno per me, io ho incontrato Bagarella quando venivano fuori questi atti, non ci fu mai oggetto di contestazione perché li ritenevamo superfluo, qualcuno che magari si stava passando del tempo, non è stato mai oggetto di discussione tra me e Bagarella. Non ne ha mai parlato. Completamente. Conoscevamo, le vedevamo, pensavamo qualcuno si fosse a capriccio, qualcuno voleva depestare, qualcuno si voleva infilare nel mezzo. Almeno io non lo so, Bagarella non ha detto niente, quindi non mi sono mai posto il problema perché all'interno di Cosa Nostra mai una cosa avevo sentito una cosa del genere, quindi non so che dirle. Senta, signor Bruscalè, noi abbiamo parlato già dell'argomento appalti e le faccio questa domanda visto che siamo arrivati fino al momento dell'arresto di Rino, abbiamo superato anzi il momento dell'arresto di Rino e quindi anche se in questo momento interrompiamo la linea cronologica, io le voglio fare questa domanda. Lei ha mai sentito all'interno di Cosa Nostra parlare dell'impresa reale? Sì. Come ne ha sentito parlare, da chi e che cos'era l'impresa reale? Allora, torniamo un po' a quello che ho detto poco fa stamattina sul triumvirato io, Lipari e Nino Buscemi. Per essere, ripeto, a modo molto sintetico, la situazione politica italiana, oltre a quella siciliana, che noi già si cominciava a capire che la destra di DC era un po' in difficoltà, quella che era un pochettino più avanti era la sinistra della Democrazia Cristiana. Si parlava, io frequentavo politici, frequentavo gente di una certa cultura, quindi assorbivo questo tipo di argomenti. In più c'era il fatto che, quello che ho detto prima, Lima non ci soddisfaceva più. Sì, però non dobbiamo riprendere evidentemente in maniera come esempio, signor Presidente, c'era il fatto di Lima, quindi volevamo attraverso gli appalti pubblici volevamo costruire un nuovo soggetto politico, quindi attraverso l'impresa, per poter scalzare in maniera molto il gruppo Miccichè Salamone Vita e più i politici, però tranne che i politici non si accordavano a le nostre esigenze. Allora, a un dato punto Pino Lipari con Vito Ciancimino mettono in moto questa impresa, perché prima di questa impresa c'era la Cisa facendo capo a Nino Buscemi con Ingegnere Bini a capo, però invece ce la facciamo noi come impresa, quindi c'era questa impresa, aveva una bella
scrittura, però bisognava farla lavorare per fare il fatturato e quindi altro. E Totò Riina mi ebbe a dire per questa impresa, ci fai finta dove la trovi e fai finta che è mia, ma non perché gli interessava gli appalti, ma per farla diventare, fra virgolette, un'impresa, ma diventava un tramite con la politica, per poter, in sostanza stiamo mettendo in embrione quello che poteva essere il posto di Lima, per poterci capire. E da lì quindi l'impresariale comincia a lavorare, fa associazioni di impresa con SIN, fa associazioni con imprese volte, fa questi appalti per fare questo fatturato secondo le regole stabilite per poter partecipare, per poi essere da sola, camminare da sola e quindi poter andare a contattare col politico X e il politico Y. Un progetto che noi pensavamo di risolvere a livello siciliano nell'arco di un anno e mezzo, siamo nel tempo che si poteva organizzare, o con la politica avremmo commesso pure qualche omicidio per scalzare qualche eventuale ostacolo per dare strada a questo progetto politico imprenditoriale. La posizione di Riina in particolare, in parte già l'ha detta, ma la vuole specificare meglio? Ha detto non perché si interessasse degli appalti. Perché interessava che questa impresa crescesse, dove la trovi, non c'è bisogno di chiedermi l'autorizzazione, se io non lo potessi sentire per qualunque motivo, fai finta che già è a posto, fammelo sapere a cosa fatta, perché non poteva, c'era un fatto di impresa, quindi non potevo andare a chiedere a Riina l'autorizzazione. Quando è che Riina le dice, prima ha detto Riina mi ha detto l'impresa reale fai conto che sono io, quando è che Riina le dice questa cosa sull'impresa reale? Siamo lì, quando ci dà l'incarico dei 3 e successivamente mi dà l'incarico di fai finta che è mia, ma me lo dice in questo senso, per un meccanismo di partecipazione alle appalti pubblici, quindi l'associazione di impresa 20%, ci sono meccanismi che non sempre si devono decidere su. Questo lei l'ha detto, in sostanza per costringere i politici ad avvicinarsi. Perfetto. E dice, Riina dice, se chissà la trovi, qualsiasi i posto. politici evidentemente vicini a quel gruppo. No, per la messa a posto. Salamone, Vinda, eccetera, a quel punto lei conosce, costringere ad avvicinarsi. Conosce questo anche stamattina abbastanza. No, infatti chiudo solo su questo che poi era l'oggetto principale della domanda. Lei conosce i nomi degli amministratori dell'impresa reale o comunque sa chi amministrava l'impresa reale? So che uno di questi era catalano, però credo pure. Sa se questo catalano fosse legato e se sì in che modo a Vito Ciancimino? Al consocio. Era il consuocero? In quel momento non sapevo chi è consocio di chi. Lei nel corso anche in un momento cronologicamente successivo a questo, ha mai saputo di attività di infiltrazione di polizia giudiziaria all'interno dell'impresa reale? No, io non ho mai saputo, cioè semplicemente attraverso le notizie giudiziarie e quello che mi stavo dicendo stamattina, quello che ho sentito ai vari processi, e in particolar modo in questo, vedevo che camminavamo noi di Cosa Nostra e le istituzioni, carabinieri e via dicendo, camminavamo di parallelo, di pari passo, cioè come se sapessero quello che stavamo facendo noi, però non ho nessun elemento concreto di infiltrazione o meno, però più vado avanti più vedo che non era Cosa Nostra, ma c'erano le notizie parallele che andavano avanti, cioè con quello che stava facendo Cosa Nostra. Ultima domanda su un punto già affrontato in qualche misura. Lei ha parlato, ritorno alla questione di Via D'Amelio, lei ha parlato delle cause e delle motivazioni per l'eliminazione del dottore Borsellino. La mia domanda è questa, al di là delle cause originarie, ha mai saputo all'interno dell'organizzazione se l'eliminazione del dottore Borsellino in quel momento, in quel modo, sia stata direttamente o indirettamente legata al discorso che per semplificare chiamiamo della trattativa? No, indirettamente specifico no. Io Presidente non ho altre sì, no, un attimo, forse c'è un problema Ah, ancora non sono rientrati, allora un attimo soltanto, vediamo se rientrano i 2 detenuti. Allora, il primo è rientrato.
mettiamo anche l'altro. E allora, mi pare che ci siamo tutti, quindi possiamo riprendere. Allora, sì, signor Busca, sono di nuovo il dottor Teresi. Sì. Ascolti, lei prima ha fatto un accenno al fatto che Riina, al momento in cui si discuteva al vostro interno di aggiustare il maxi processo, l'unico ergastolo che aveva, che gli era stato comminato, era quello proprio del maxi del 31 gennaio del 92. Quindi, aggiustando il maxi, Riina concludeva una vicenda anche personale. Sì. Va bene. Altra precisazione. Le bombe alle sedi, dopo Capaci, alle sedi, se ho capito bene, della DC, lei ha fatto menzione di Misilmeri e di altre zone. Lei la sa... verità non ha detto dopo Capaci, se non ricordo No, male stamattina. Lei sicuramente più dopo Lima. Sicuramente dopo Lima, però non posso escludere. Scusi, ho sbagliato io, Presidente. Dopo comunque garantito 100% sono stati individuati dalla No, lei stamattina ha detto dopo Lima. Certo, ho annotato male io. Avrei potuto ricordare male, ma mi pare che abbia detto così. Dopo Lima, assolutamente, certo. Lei sa dire se queste sedi facevano riferimento a un qualche uomo politico particolare, cioè se erano comitati elettorali di qualche uomo politico particolare? Diciamo che involontariamente abbiamo colpito, almeno involontariamente da parte mia, le sedi dell'onorevole Mannino. Ho capito. Corrente politica dell'onorevole Mannino. Sì. Berto modo quella di Monreale. E quella di Misilmeri? Quella se non sono sicuro, però non so, questa ci arrivo io per incarico che aveva avuto Giuseppe Graviano. Benissimo. Lei sa se si verificò anche un incendio in un comitato elettorale di Mannino a Sciacca? Sì, ci fu qualche cosa, però non so se è la stessa cosa o no. Comunque sì, ci fu qualche cosa del genere. Sa se nell'ordinare queste cose Riina perseguiva una strategia particolare, cioè se c'era un motivo preciso per queste azioni? No, questo purtroppo io direttamente con lui non ho avuto modo di poterlo affrontare. Quindi non sa le reali motivazioni di questi attentati? No. Sa se qualcuno, proprio in quel periodo, immediatamente successivo all'omicidio Lima, qualcuno intendo di Cosa Nostra naturalmente, quindi l'entourage di Riina, aveva portato minacce, come, ce lo dirà lei se lo sa, nei confronti dell'onorevole Mannino? No, minacce nel senso verbali? Verbali, telefoniche, lettere? No, non so nulla io. Non lo so. Senta, un'altra cosa. Prima dell'omicidio Lima, ma dopo che erano stati deliberati gli omicidi di questi uomini politici, facendo riferimento a quelli da lei menzionati, Lima, Mannino, Vizzini e gli altri, lei sa se ci fu un tentativo da parte di Cosa Nostra, di Riina in particolare, di incontrare questi uomini politici per chiedere loro conto e ragione del loro mancato interessamento per il maxi processo? No, con ragione no, però che non aveva risultati sì. Però non so se attraverso altri canali chiedeva conto e ragione, questo non lo so dire. Quindi una interlocuzione diretta lei non ne ha conoscenza? No. Ho capito. Senta, a proposito della vicenda dell'arresto di Riina, lei poco fa ha detto che ex post con Bagarella, quando avete saputo il discorso del suicidio di Lombardo e quindi della sua fonte Brugnano, Lo Iacono, eccetera, avete avuto, come dire, in un certo modo una conferma alle voci che riguardavano la moglie di Provenzano. Ecco, dopo queste vicende collegate a Lombardo, al maresciallo Lombardo, al vostro interno avete avuto quindi conferma del fatto che Riina era stato arrestato su indicazione di Provenzano? Per la verità no. Le risposte sono state di tutt'altro tenore. Sì. Le abbiamo registrate, quindi ora non è neppure il caso di entrare, ma mi pare che siano stati di tutt'altro tenore, ma su questo ha risposto, quindi possiamo andare avanti.
Signor Brusca, lei ha avuto mai sospetti sul fatto che il suo arresto sia stato in qualche modo frutto di una delazione? Sì, ma ho avuto sospetti, però lo ripeto, la mia deduzione non da parte di Provenzano. Ho capito. E quello di Bagarella? Quello di Bagarella poi abbiamo saputo come è avvenuta attraverso Di Perlì, non capivamo, ma attraverso Manuele De Filippo, se non ricordo male. Manuele De Filippo, se non ricordo, dovrebbe essere chiamarsi. Ho capito. In questo di Bagarella avete visto, letto un interessamento, un coinvolgimento di Provenzano? No, ho trovato nei confronti di Bernardo Provenzano una sorta di liberazione, per non dire altro. No, dica altro. Nel senso, soddisfazione se si è tolto un ostacolo, in base a quello che poi le critiche che facevano. Certo, per sollievo forse voleva dire. Sì, perfetto. Voleva dire, però non che abbia avuto un ruolo, perché perfetto. La domanda in realtà era questa. Sì. Se per quello che lei sappia possa aver avuto un ruolo, sì. Però lei ci ha parlato già di Filippo. No, perché ho dovuto, contrariamente a quello che poi mi è stato detto dall'avvocato Cianferroni, io ho difeso Bagarella nei confronti di Provenzano in maniera dura. Ho capito. Senta, dopo l'arresto suo di Bagarella, come si colloca Provenzano al vertice di Cosa Nostra? Si colloca con quello che ho detto stamattina, cioè in questo angolo che lui aveva sempre mantenuto, cercava di espandersi, ma non le abbiamo dato spazio, ma non perché abbiamo invaso altri territori. No, dopo l'arresto lui diventa il capo o no? Cioè, dopo l'arresto di Bagarella, Bagarella, possiamo certo. chiedere. No, lui diventa il capo dopo il mio arresto. Dopo che arrestano lei? Sì. Ma lei a questo punto allora ce lo deve precisare Perché io... Come fa lei a esserne informato? Perché che poi inizia la collaborazione poco dopo. No, dopo il mio arresto, nel senso che poi ho capito, dopo il suo arresto lei ci sta dicendo Provenzano diventa il capo. A questo punto io sì, nel senso che precisi qual è la sua fonte, visto che lei no, la mia fonte la mia fonte nel senso, Cosa Nostra, perché inizia la collaborazione. Chiarissimo. La mia fonte, essendo purtroppo chiedo scusa su questo, essendo uomo di Cosa Nostra, per quello che poi è venuto ho capito che a lui anche... quindi è la sua intuizione, ma noi non... Va bene. No, chiedo scusa, però... A noi interessano i fatti. Sì. Senta, lei ha avuto notizia dell'omicidio del maresciallo Guazzelli, ucciso tra Agrigento e Menfi? Sì. Sa se è un omicidio commesso da Cosa Nostra? Da Cosa Nostra sì, però i motivi reali non lo so. Sa se il maresciallo Guazzelli ha avuto anche lui un ruolo in qualche modo, anzi se aveva rapporti con Sino? Sì, avevo con Sino e con l'impresa Salamone, Miccichè, Vita, con questo gruppo so che avevo ottimi rapporti e devo dire che gli passava pure qualche confidenza. Qualche confidenza. Sa se il maresciallo Guazzelli ha avuto qualche ruolo nella vicenda del rapporto mafia-appalti di cui abbiamo parlato questa mattina? Non so a che livello, però Sino da questa fonte, da questo gruppo imprenditoriale aveva buone notizie. Non so, ora non me le ricordo, però aveva certamente buone notizie. Lei ha conosciuto Cascio Rosario? Sì. Sa che rapporti aveva con Guazzelli e con Sino? Intimi. Ma Cascio Rosario era uomo di Cosa Nostra? Chi era? Non era, che io sappia no, però era molto vicino agli uomini d'onore di Castelvetrano, cioè di Matteo Messina Denaro. Ho capito. Senta, a proposito dell'elenco, per così dire, di vittime designate di cui si parla nelle riunioni precedenti, nelle varie riunioni precedenti all'omicidio Lima, ricorda se qualcuno fece anche il nome del dottor La Barbera? Sì, l'ho detto. No, non mi sembra. Ne ha parlato? Io forse mi è sfuggito, allora chiedo scusa. Sa se operativamente qualcuno si informò dove stava il dottor La Barbera e perché doveva essere ucciso? In quella sede dottor Rina per fare lo studio cioè gli faccio fare lo sceriffo, con riferimento sì, però si è dato incarico ad altri, no, questo non lo so. Però fu fatto il nome e in particolar modo l'ha fatto Cancemi Salvatore. Cancemi Salvatore. Ma non sa dove stava, non se ne parlò? No, questo non lo so. Può essere che a solito che dà l'incarico a qualcuno, già sapeva qualche notizia, quindi magari dava incarico ad altro. Senta, lei poco fa ha fatto un accenno molto preciso alla vicenda di Bagarella che accusa
che accusa uno dei figli di Ciancimino, gli dice sbirro, e lei si stupisce di questa uscita di Bagarella. Ma successivamente, proprio in epoca successiva, negli anni successivi, lei ha capito il senso dello sfogo di Bagarella? Anche se su questo direi che la domanda gli è stata fatta dal dottore Tartaglia in maniera abbastanza precisa, le risposte le abbiamo, quindi io vorrei che Va bene, l'ultima domanda, lei sia più precisa eventualmente una specificazione, perché ripetere tutto il discorso mi No, ci arriviamo da un altro lato, Presidente. Signor Brusca, lei, anche se da fonti non interne a Cosa Nostra, da fonti esterne, eccetera, ha saputo chi erano stati i tramiti, non i terminali, i tramiti della trattativa? Posso dire come sono venuto a conoscenza? Sì. Io già arrestato e collaboravo, mi trovavo a Pagliarelli, Sì. Ed ero in attesa di essere introdotto come qua per testimoniare uno dei tanti processi. E come no c'era pure il gruppo del COM, non mi ricordo, per c'era testimoniare da collaborante già. sì, e c'era uno dei, credo l'ispettore, e aveva in attesa che ci introduresse, c'aveva il Repubblica sul tavolo, e disse: posso dare una guardata? Apro questo giornale e a un certo punto trovo un articolo. Scusi, ci può dire in che epoca si svolge questo fatto? 96, 97, è una delle udienze, guardi, l'articolo si può individuare l'udienza, l'articolo, perché era la Repubblica di Palermo. Sì. Io mi trovavo a Palermo, a Lucertone, che ero allocato nella segreteria, nelle vicinanze, quindi dovevo essere introdotto nell'aula testimoniale. A un dato punto c'è questo, che neanche l'avevo comprato niente, era sul tavolo, gli posso chiedere se posso dare una guarda, dice lo prenda. Leggo e a un dato punto leggo questo articolo di Viviani e di l'altro mi ricordo. E da lì ho visto il nome di Cinà, ho visto il Vito Ciancimino, ho fatto 2 più 2, ho fatto 4. Cinà e Ciancimino. E lei ha mai saputo... Cinà, Ciancimini, Carabinieri, c'è un po'... I carabinieri quali? Ha letto il generale Mori, no, credo che averlo il nome di Carabinieri o i Carabinieri, c'era il riferimento ai Carabinieri. E chi erano questi carabinieri? E lei Rossi, il generale Mori. Solo generale Mori? C'erano altri, però e concludo, per questo fatto poi a Firenze ho fatto la dichiarazione spontanea, il generale Mori ha dovuto venire a confermare quello che avevo detto per essere... Come? Non ho capito, scusi. Da questa dichiarazione, cioè da questa lettura, successivamente al processo di Firenze, con dichiarazione spontanea, il resto si sa. Le dichiarazioni spontanee di chi? Mie, al processo di Firenze. Però dovrebbe ripeterlo, cioè che cosa lei capisce, che cosa comporta in lei questi fatti, che maggiore conoscenza le danno di tutte queste vicende? Che per le mie conoscenze chiudo nel quadro, cioè venga a conoscenza di chi sono i tramiti, chi si erano fatti sotto, chi gli aveva proposto a Rino di finirla. Le vuole ripetere allora per piacere? Ora l'articolo me lo ricordo preciso, leggo il nome di Nino Cinà, di Massimo Ciancimino o di Vito Ciancimino, del generale Mori, di Carabinieri, di qualche altro, non mi ricordo se De Donno o qualche altro, comunque c'erano questi 4 nomi più tutto l'articolo e quello che sarà intrattenuto il rapporto. A quel punto si è a posto, se qua andiamo di bene in peggio, cioè trattiamo i carabinieri per avere dei benefici. Quando io ho convinto, sin dalle prime indicazioni, che parlo di politica, avevamo contatti politici, quando io faccio il nome di altri soggetti, la Lega o l'altro. Quindi ti faccia capire una cosa anche qui, è la prima volta, quindi quella sì. è l'occasione in cui lei sente parlare sì. di contatti con sì. i carabinieri, sì. poi lasciamo stare sì. trattativa perché sì. lei ci ha detto non ho usato io questo termine, cioè, l'ho mai contatti adoperato. carabinieri. Sì. Questo anche perché lo collega a quello che lei ci ha detto prima, sì. non avrei mai trattato con i carabinieri. Ma no, per conto stamattina ha detto. Quindi la prima volta in cui sente parlare di contatti con i le carabinieri... chiedo scusa, ma no, perché me l'ha insegnato il dottor Rina a non trattare i carabinieri, che lui appena vedeva, e chiudo l'argomento, appena vedeva non un vigile urbano, ma uno della banda musicale che aveva il berretto, diventava pazzo. Sapevo che
Ma non era un'offesa? No, era per capire il tipo di Visto la ragionamento. provenienza, credo che fosse una... Sì. Quindi lei aveva detto non avrei mai trattato. Quindi la prima volta che sente parlare di contatti con i carabinieri Sì, è questa post collaborazione. Perfettamente. Siamo nel 97 circa, o comunque 90 spine, 97. E questa è anche la prima volta in cui sente parlare di Ciancimino come tramite. Per questo, no, sapevo per di altri circostanze, l'avevo detto all'inizio, per altri fatti, ma per questo fatto è la prima volta. Per questo fatto che intende? Chiamiamolo ormai trattativa, di questo rapporto inteso con i carabinieri e tutto lì. Lei riteneva che ci fosse un contatto diretto con i politici? Quel papello per me, signor Presidente, appena ho Era letto questo, stato- il papello è quello, punto. Quindi, però ora lei ipotizza, evidentemente, a quel punto, viene e cerca di ricollegare i fatti. Ma le sue conoscenze nascono in No, quel momento. non ne ho. Per me, per me. Pubblico ministero. Va bene, grazie Presidente, non ho altro. Nessun'altra domanda? Va bene, allora come da programma io direi a questo punto, visto prima di dare la parola al dottore Del Bene che farà un esame un po' più lungo.